Perché non dormi, perché sei qui, perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te. Cosa ti manca, cosa non hai, cos'è che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Ma se afferri un'idea che ti apre una via e la tieni con te, come segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù e per loro tu puoi fare di più. In questa barca persa nel blu, noi siamo solo dei marinai, tutti sommersi, non solo tu, nelle bufere dei nostri guai. Perché la guerra, la carestia, non sono scene viste in TV, e non puoi dire lascia che sia, perché ne avresti un po' conto anche tu. Buongiorno, buongiorno, canzone attualissima, specialmente di questi tempi. Io parto questa mattina leggendo la Costituzione prima di presentarvi gli ospiti di questa mattina, perché è molto importante anche parlarne con loro. Allora, Costituzione italiana, siamo arrivati all'articolo 43. A fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire mediante espropriazione e salvo indennizzo allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano un carattere di preminente interesse
generale. Ecco, io vorrei partire proprio dall'articolo 43 della Costituzione per commentarlo con i nostri ospiti. Abbiamo da Mogliano Veneto Carlo Enrico Maria Pavan, assessore allo sport, comunicazione istituzionale, identità e tradizioni locali del comune di Mogliano Veneto, mentre in presenza abbiamo Mario Gianpetruzzi, youtuber trevigiano, che ci darà dei consigli per risparmiare. Allora partirei proprio dall'assessore Enrico Maria Pavan. Allora, assessore, questo articolo della Costituzione, ma questi articoli in generale che leggiamo... Ho problemi di audio, non riesco a sentirvi. Non si riesce a sentirmi, allora adesso mettiamo a posto, allora andiamo da Mario Gianpetruzzi, youtuber trevigiano, per consigli appunto su risparmiare, ma soprattutto è stato candidato, ecco, con il terzo polo, poi abbiamo purtroppo questa separazione tra Renzi e Calenda, avvenuta proprio giorni prima delle elezioni, ma non le sembra, Gianpetruzzi, che abbiamo troppi partitini che si poi risolvono in frivoli, 2%, 3%, 4%, 5% e non si va da nessuna parte? Prego. Sì, beh, allora diciamo che i partiti sono un po' espressione di idee politiche che poi i cittadini hanno, quindi in effetti la frammentazione non aiuta dei governi sia a livello locale sia a livello anche nazionale stabili, perché poi necessitano per avere una maggioranza di coalizioni che poi sono diciamo appunto partiti diversi, quindi i programmi non sempre collimano, ragion per cui poi a volte si hanno poi delle difficoltà a mantenere dei governi sia locali che nazionali stabili, e quindi certamente convengo con lei che magari una frammentazione esagerata non certo aiuta il governo, insomma il governo locale e nazionale. Com'è stata questa esperienza, Gianpetruzzi, visto che era la prima volta che lei scendeva, come non so perché dice scendere in politica invece di salire in politica, scendere, infatti si scende, prego. Ma allora è stata appunto, è la mia prima esperienza, come diceva lei, politica, l'ho fatta a 55 anni questa esperienza, perché mi è piaciuto molto il programma. Io ero candidato col terzo polo a sostegno di Nicolò Rocco sindaco, un programma che puntava molto al futuro. Diciamo che secondo me oggi non basta più che una città, una regione sia ben governata, ma bisogna guardare al futuro, perché abbiamo visto soprattutto dopo la pandemia come il futuro corre veloce in diversi campi, sia online, i problemi climatici, e quindi secondo me bisogna sempre puntare di più, guardare sempre di più al futuro con i nostri programmi, insomma. Vediamo se è collegato adesso, se riesce a sentirci l'assessore Enrico Maria. Adesso vi sento, grazie. Eccolo qua, assessore. Buongiorno. Non so se ha seguito queste parole che ha detto Gianpetruzzi, che per la prima volta si è candidato a 55 anni, un'esperienza però non felice, perché appunto il terzo polo proprio prima delle elezioni si è diviso tra Calenda e Renzi, ma soprattutto io ho esordito dicendo: ma servono tutti questi partitini o sono proprio voti persi, chiamiamoli così, perché poi alla fine non raggiungi l'obiettivo. Già abbiamo una percentuale altissima di persone che non vanno a votare, ma si capisce che la gente vuole un leader, sta cercando dei leader. I numeri più importanti li hanno i partiti, o sbaglio, assessore? No, assolutamente si dice benissimo, e soprattutto quando capiamo che c'è comunque la necessità di... Un secondo, perché continuo ad avere problemi di connessione. Eccoci qua, dovreste sentirmi bene? Sì, sento. Ok. No, dicevo, comunque bisogna che garantiamo la rappresentatività, quindi da questo punto di vista ogni cittadino può costruire anche quello che è un percorso politico e approcciarsi appunto al mondo amministrativo. Dopodiché ovviamente la necessità oggi forse è quella di ricercare, e cosa che parzialmente secondo me è già successo con il successo elettorale di Fratelli d'Italia, per la popolazione ricercare un leader carismatico che possa insomma accompagnare gli elettori nella vita politica.
Quindi partendo proprio da questa considerazione è chiaro che la possibilità democratica di entrare in gioco e candidarsi a governare la propria città, la propria regione, sia una possibilità importante anche per garantire quella che è la democrazia, però oggettivamente oggi il primo partito in Italia è purtroppo l'astensionismo, ed è quello su cui secondo me poi i partiti, le liste civiche, insomma le forze politiche devono andare a lavorare per fare in modo che questa fascia grigia, questo partito grigio di indecisi possa anch'esso partecipare a quella che è l'elezione elettorale e soprattutto decidere poi del destino della propria comunità, insomma. Enrico Maria Pavan, Carlo Enrico Maria Pavan, lei è giovane, come mai ha deciso di candidarsi, ecco, di entrare in politica, di far parte di questa grande famiglia, ma non riusciamo ancora a capire che famiglia abbiamo? Mi sembra delle volte che siamo divorziati, a volte siamo separati, a volte siamo uniti, c'è una famiglia molto particolare. Faccio ancora fatica a sentirvi, non ho sentito questo ultimo passaggio. Provo a cambiare di nuovo dispositivo. Ma ieri ha fatto la prova? Vabbè. Allora, Gian Petrucci, cosa pensa invece lei di quello che ho detto? Siamo una famiglia, ma non riusciamo a capire che famiglia abbiamo, siamo un po' confusi. Sì, allora, l'astensionismo è sintomo di questa confusione. Diciamo che questa confusione diceva piuttosto non vado a votare. Come diceva giustamente anche l'ospite da casa, il primo partito è l'astensionismo, e che raggiunge soprattutto in certe zone d'Italia dei dati veramente preoccupanti, perché se il 50% non va a votare, ci sono delle zone d'Italia dove veramente superiamo di gran lunga questa percentuale, quindi sicuramente la confusione non aiuta, e diciamo che il dibattito politico, la sfera politica ne risente molto, perché non rappresenti la totalità dei cittadini, insomma. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia, intanto che vediamo se riusciamo a fare questa connessione questa mattina. Vai Rinaldo! Ciao Mirella e ciao. Buongiorno agli ospiti. Buongiorno. Volevo dire al tuo assessore che aveva 55 anni e sta in politica, bravo. Grazie. Volevo dire che è il Veneto, innanzitutto, la Lega in Veneto e dovrebbe essere un partito reso territoriale nostro del Veneto. Purtroppo daremo il 30%, se entrasse Salvini daremo il 9%. Pensa che bravo che gli sta Salvini. E cosa ne mi scelta? Gli altri delle altre regioni d'Italia che devono andare, ma non mi interessa il Veneto, che i nostri politici passano nel Veneto, non si vanno in cerca da Sicilia, Sardegna e il ponte del Messina. Cosa vuol dire che io passa, però il Veneto deve essere aiutato dal partito che i Veneti dà a votare, non è più un partito territoriale, è diventato un partito nazionale e questo non ne basta più. Abbiamo Salvini sulla bandiera del Leone di San Marco, cosa c'è nel Leone di San Marco? Che abbiamo, non c'entra niente. Abbiamo Mario Coso, il sindaco di Treviso, Maccato, delle tanti bravi politici qua. Abbiamo in mano a loro che Veneti, conosce i problemi del Veneto, le cose ne mi cerca. E dopo tutti i partiti 2, 3, 4, cavalli via tutti, si fa un partito, se non ti raggiungi il minimo del 10-12%, te cavo via. Se scusa così, non vi sarebbe Lega, non vi sarebbe Forza Italia così è 7%, i 10 ministri. Ma se rendiamo conto, dopo dice, so qua con i voti del popolo, ma è qua il popolo? E ora, scusami la frase, e ora tutti il culo sul buttino, i tappa la grana, i tappa tanti soldi, ne parlo di sindaci poveretti che è un'altra roba, i tappa 7, 8, 10 euro al mese, cosa avuto chi sappia di problemi di un po' locale, che ha 500, 600 euro al mese di pensione, adesso la pensione di pensione, l'ho visto sul telegiornale, mi dà 60 euro, 60 centesimi al mese in più, ma cosa se ne fa? Uno che dà 550, ma non è 300, che tira 6 euro, 35 euro, 40 euro, ma dove va a mangiare sto qua? Ma
Un affitto costa 700-800 euro minimo se ti va su una casa Fiandin Baroda, se no devo venire 5.000 ma e poi è il mangiare che si è dai 20-25%. Una volta chiudeva stupidi, il cambierava i prezzi, il doveria il pan che cambierà dallo Stato, tira i pan che la vendono a chi sei qua, ma non riesce a farlo, non importa, fare una cosa farlo, perché 8 euro il pan, che sarebbe serie di carte da mie, così le mie franchi una volta, ti compravi il fornello. Ma dai, c'è una subità. Grazie Rinaldo, grazie, se no anche questa mattina sei un libro. Grazie il nostro Rinaldo alle riflessioni. Allora vediamo se è collegato Enrico Maria Pavan, Carlo Enrico Maria Pavan, non lo vedo collegato, niente da fare. Allora niente, parliamo con Mario Gianpetruzzi. Ecco, abbiamo sentito cosa ha detto il nostro Rinaldo alle riflessioni, ma lei consigli per risparmiare? Partiamo da questo. Diciamo allora, il signor Rinaldo ha toccato tantissimi argomenti che riguardano soprattutto anche il partito politico della Lega e la sua coalizione. Diciamo che Salvini ovviamente è ministro delle infrastrutture italiano, perciò è ovvio che si riguarda tutto il territorio nazionale. E poi soprattutto anche il signor Rinaldo ha toccato il discorso del carovita, che certamente rispetto anche all'ultima volta che sono stato presente ospite in questa trasmissione, lo scenario a mio avviso è addirittura peggiorato, perché c'è stato anche un aumento dei tassi di interesse della BCE, che è andato sicuramente ad aumentare i tassi dei mutui variabili e ha eroso nuovamente il potere economico di acquisto delle famiglie, ragion per cui oggi è sempre più necessario far fronte a questa situazione e diciamo che nel mio piccolo il mio canale YouTube cerca di aiutare le famiglie a risparmiare quando vanno a fare la spesa al supermercato. Diciamo che al di là del mio canale, insomma, però gli italiani, i dati dimostrano che si stanno già orientando, stanno già prendendo delle contromisure per difendersi, per difendere il proprio conto corrente, i propri risparmi minacciati dal caro bollette, dal caro carburante, dai mutui, dei tassi variabili che sono aumentati. Non per ultimo si parla di nuovo di caro scuola, quindi lei capisce bene che gli stipendi non sono aumentati per niente. Accennava il signor Rinaldo, presumo, ai tentativi del governo attraverso dei bonus di aiutare le famiglie, ma questo non basta. Ecco perché la prima voce di uscita delle famiglie sono i beni alimentari e bisogna cercare insomma di riprendere delle vecchie abitudini che avevamo, e già oggi gli italiani ad esempio quando entrano al supermercato molto più rispetto a prima guardano i prezzi di quello che comprano, sono molto più attenti e cambiano il sistema di spesa. Tanto è vero che sono aumentate le vendite nei discount, sono aumentate, vuol dire che c'è qualcosa, i supermercati hanno molto meno prodotti di prima, nel senso che sono molto più mirati, vedo io quando mi consegnano le merci e le derrate alimentari che andiamo a prendere, non è più come una volta, prima perché li vendono sotto costo, ma ne fanno anche molto meno. Sentiamo allora se riusciamo a fare questa benedetta connessione con Carlo Enrico Maria Pavan, assessore di Mogliano Veneto. Mi collego con l'Australia, pensate come siamo messi, ma con Mogliano non riusciamo a avere la connessione giusta. Allora assessore, cosa dice? Ecco, queste famiglie in crisi, lei è anche assessore allo sport, perciò ci vogliono anche i soldi, le famiglie non ne hanno, vediamo anche nei centri estivi come sono diminuiti. Assessore, guardi, la saluto perché è inutile continuare, sì e no, buona giornata. Allora, cosa dice? Sì, allora, anche lei stava dicendo una cosa molto importante, ovvero sia, allora i fatturati della grande distribuzione sono aumentati perché sono aumentati i prezzi, però la grande distribuzione oggi ha un problema di diminuzione dei volumi, cioè stanno uscendo molte meno merci dalle casse perché la gente compra meno, i fatturati tengono perché sono aumentati i prezzi, ma i volumi diminuiscono e la gente appunto va su altri canali distributivi, i discount oppure anche altre, io li chiamo EDLP, cioè Everyday Low Price, cioè quelle catene distributive che non fanno il volantino, che puntano molto sui prezzi bassi e la popolazione si orienta molto, i cittadini ovviamente si orientano su questi canali distributivi, è normale. Paolo da Montagnana, ciao Paolo, ben arrivato. Buongiorno Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie, buongiorno.
Sono stata con uno stamattina, perché uno proprio era inutile continuare. Vai Paolo. Allora Mirella, il problema qua secondo me dell'Italia, no? Mica sono un uomo di piazza che sento la gente come chi appalla, come chi avvisa, no? Niente, la politica, intanto con le promesse non si vive, non si mangia, non si campa. Perché qua in campagna elettorale tutti promettono il mare in montagna e poi finito andare quando gli italiani va al voto e il giorno dopo decide Roma quello che era da fare. No, è il bravo politico che dal Veneto o dal Piemonte e vorrei cambiare un po' le robe. Purtroppo i vecchi burocrati esistono ancora, perché mi pare vedere ancora tanti che non si sta a votare, a vedere sconti su queste careghe. Mi dico che gli italiani non va più a votare perché si stufi, cioè si stanchi, non c'è una politica, secondo me non c'è una politica seria per gli italiani, noi siamo un grande popolo, purtroppo abbiamo questa politica che non si adegua a noi, alla brava gente. La politica continua. Quanti schemi hai buttato via, Mirella, su delle opere che sono state incompiute, i ministri e tutti i governi che sono stati messi? Vedete che le opere incompiute, Mirella, qualche anno fa ho girato l'Italia per la passione delle ferie, da andare da qua, giustamente voleva 43 anni, e tanto mica mia moglie in agosto non si viene in ferie, quindi ho visto che se mettevano da una parte i soldi per avere la possibilità di ferie in agosto, no? Allora mi dico che ho visto tante che le opere incompiute, soldi buttati via, i soldi nostri chi ha? Cioè che c'è stato dei governi, delle politiche che non sapessero gestire. I padri buoni della famiglia, sai gestire i padri e le madri brave. E invece i governanti, che interessa la poltrona, i 15.000 euro al mese di stipendio degli italiani non me ne frega una pippa. È inutile che venga a dirmi. Noi altri ormai siamo stufi di queste politiche che ne promette e noi dopo non mantiene e dopo si fa delle leggi e le fa sbagliare. Perché qualcuno, per carità io non offendo nessuno, tutti sono bravi e tutti sbaglia. E qualcuno voleva portare le pensioni minime a 1.000 euro. Sì, giusto. Però mia moglie che avrà 42 anni in fabbrica, bisogna aumentargli anche la pensione. E non su una fabbrichetta no, che si poteva, ieri non ho altri su una verniciatura mobili, in dove abbiamo pagato i contributi per i lavori usuranti, ma quando vedo storia della pensione, gli anni ti devi a fare i 43 perché a livello pensionistico non era usurante il lavoro, sono stati 43 anni in mezzo ai vernici e agli acidi. Via. Vedi tu Mirella che sono delle leggi che non quadrano in Italia. Allora se ora cavaga via tutti i partitini che non hai niente, perché anche adesso mi dico per carità senza storia niente agli youtuber che è del terzo polo, ma mi dico o se fa una destra e una sinistra e stop, non 1.800 partitini che abbiamo davanti e mi risolvi i problemi dell'Italia e fanno una guerriglia fra degli uri così al Senato o alla Camera dei Deputati. Con questo Mirella chiudo, io spero che l'Italia con gli anni a venire la stianta meglio a livello politico, perché a livello dei italiani siamo un grande popolo, che niente da dire. Ma hai ragione perfettamente Paolo, ti do ragione e ti ringrazio delle riflessioni che hai fatto, basta sentire e vedere che ancora devono decidere il commissario per l'Emilia Romagna, pensate queste povere persone, questi artigiani, questi piccoli imprenditori, questi commercianti con l'acqua alla gola, tanti hanno perso tutto e devono ancora capire chi mettere commissario, perché ci sono una montagna di soldi e tutti vogliono gestire i soldi, questo è il problema, ricordatevi, cioè ci sono montagne di soldi e tutti li vogliono gestire, delle persone, del popolo italiano, no, come dice Paolo, non gliene puoi fregare manco, ma pensate che pensino a noi, alle situazioni che viviamo, ai servizi che dovrebbero darci, ma pensate voi se pensano a noi, ma assolutamente, guardate ieri sentivo proprio un artigiano che diceva mi rendete conto che devono ancora decidere il commissario e noi guardate come siamo presi. Pubblicità. Ma no poco, tanto, perché se prima andare anche a fare la spesa al supermercato si spendeva 100-150, adesso 2,50. È carissimo tutto. E voi in quanti vivete? Ho preso un po' di pomodori, 7 euro.
Non dico altro. Sì, si nota che anche proprio i generi alimentari, le cose di prima necessità sono aumentate, ecco, per cui sicuramente c'è un bel po' di inflazione in corso. E quel fatto degli aumenti del carburante, dell'elettricità, un po' ci giocano anche secondo me, dopo per carità, ma i trasporti per portare la merce qua e là va tutto a influire su tutto. Che cosa secondo lei è aumentato più di altri prodotti? Un po' tutto, pasta, cose di prima necessità, frutta. Io una volta riuscivo a fare una spesa collettiva, in 3 settimane facevo una bella spesa grande, 200 euro riuscivo magari a fare, adesso no. Adesso ogni 10 giorni sono comunque 200 euro. È aumentato di sicuro, sì, è proprio l'inflazione purtroppo per noi. Quindi sceglie il mercato? Scelgo il mercato, sì, perché comunque è più conveniente. Il carrello della spesa ha subito un pesante aumento rispetto allo scorso anno, sono concordi tutti i cittadini. C'è stata una flessione, ci hanno raccontato, anche per quanto riguarda le vendite al mercato. E anche la grande distribuzione ha cominciato ad avere una grande flessione di consumi, perché la gente non ce la fa più. Lei l'ha vista questa flessione? Sì, da noi guardi, lasciamo perdere Marostica che è il mercato che la segna più di tutti, non so per quale motivo, perché c'è gente sì che gira ma che non compra. Però Marostica abbiamo avuto un'inflessione, diciamo, da settembre, ottobre dell'anno scorso adesso di circa un 30%. Allora abbiamo sentite qua il popolo quanto partecipa, ma poi anche con idee costruttive, nel senso che anche le idee chiare, nel senso dell'inflazione. Questo cosa dice Gian Pietruzzi? Sì, chiaro, sotto gli occhi di tutti che i prezzi al consumo sono aumentati e come dicevo la gente corre ai ripari e i dati dimostrano appunto, come dicevo anche prima, che quando si entra al supermercato si sta molto più attenti ai prezzi rispetto... Tanto è vero che la signora diceva conviene andare al mercato perché mi trovo dei prezzi più bassi. Esatto, e inoltre i consumi si spostano, per esempio magari anziché le carni rosse vanno sulle carni bianche che costano qualche euro al chilo in meno, oppure i marchi leader, le famose marche conosciute che fanno pubblicità eccetera, che tutti conosciamo, si spostano sulle MDD, ovvero sia la marca del distributore, quelle marche con l'insegna del supermercato, che poi magari andiamo a vedere la casa produttrice è la stessa che produce il marchio leader. Voi mi direte, ma perché vado a produrre un marchio di supermercato e vado a farmi concorrenza al mio marchio? Perché vanno a occupare fasce di mercato che altrimenti sarebbero occupate da altri. Ecco perché molte volte io anche nei miei video dico sempre alla gente di guardare anche gli ingredienti, guardare la casa produttrice e magari testare, proviamo magari, soprattutto nei prodotti che utilizziamo di più a casa, che scriviamo di più nella lista della spesa, ed è lì dove facciamo il vero risparmio, andiamo a comprare prodotti che magari costano meno rispetto a quelli che compravamo prima. Questo sì, ma scusa Gian Pietruzzi, ma che tira la cinghia è sempre la povera gente, quella che veramente avrebbe bisogno invece di essere supportata, perché quelli che hanno la grana di sicuro non tirano la cinghia e continuano a fare, se non anche di più, quello che facevano prima, che hanno sempre fatto. Il riscaldamento agli anziani e diversamente agili, bisogna diminuire il riscaldamento perché 18 gradi al massimo. Vorrei andare a vedere quest'inverno se questi soloni avevano 18 gradi in casa, quando abbiamo visto che fanno la gara che si prende lo yacht più grande. Basta vedere cosa è successo alla Nautica a Venezia, abbiamo visto all'Arsenale, ecco che yacht ci sono e sicuramente sono stati anche venduti. Abbiamo Nadia, vai Nadia. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno signora Nadia. Niente, parliamo di prezzi e ci siamo accorti, ma non da adesso, hanno cominciato anche prima del Covid. Allora, sui detersivi, ammorbidente, detersivo in polvere, e dopo fazzolettini hanno diminuito il contenuto perché sul pacchetto di fazzoletti non sono più 10 ma sono 9. Sì.
Il detersivo in polvere hanno diminuito il quantitativo, è rimasto lo stesso prezzo. Queste sono furberie e io ho notato queste cose. Anche sull'ammorbidente hanno diminuito il contenuto e hanno tenuto sempre il stesso prezzo. Verissimo. Grazie, arrivederci e buona giornata. La nostra Nadia è sempre attenta e precisa, abbiamo sentito, la proviamo a cambiare il registro anche noi, vediamo se riusciamo a fare un collegamento con Carlo Enrico Maria Pavà, assessore allo sport, andiamo a vedere Mogliano, città dello sport 2025. Eccoci qua, mi sentite? Dovremo farcela adesso. Questa candidatura diciamo che nasce come la logica conseguenza di quanto fatto dall'amministrazione comunale dal 2019 sugli aiuti allo sport e alle famiglie che volevano fare sport. È dal 2019 che il Comune di Mogliano Veneto investe nello sport. Erogati negli anni importanti contributi alle associazioni sportive anche nel duro periodo della pandemia. Ma non solo. Con i voucher sport sono stati dati degli aiuti economici a tutte le famiglie per incentivare i ragazzi a fare sport. Va al di là dello sport e lavora per una buona contaminazione fra sport, salute, cultura, territorio, in maniera tale che non si parli più di politiche per lo sport, politiche per la cultura separate, per dire, o politiche per la salute, ma si parli appunto di politica del benessere, ossia di migliorare la qualità di vita dei cittadini. Un'ottica di sviluppo e welfare che va di pari passo con il benessere della persona. Attesa entro il 2023 l'accettazione di Mogliano alla candidatura come città europea dello sport. Una volta che il dossier sarà redatto, riceveremo la visita dei commissari ACES Europa che valuteranno le strutture, valuteranno la città anche dal punto di vista turistico, culturale e sociale. Una volta accolti insomma, i commissari ACES ci sarà la giornata importante che ci sancirà o meno città europea dello sport. Una candidatura che potrebbe aprire altre strade per lo sport in Veneto. Questa candidatura va a integrare un ulteriore tassello per quello che è la candidatura della Regione Veneto nel 2024 come Regione Europea dello Sport e sappiamo tutti che il Veneto è una fucina di campioni di infrastrutture, poi è al massimo dell'altezza. Allora, assessore Carlo Enrico Maria Pavan, ecco, come commenta, ecco, voi puntate molto sui giovani, sullo sport, lo sport salva la vita, io lo dico sempre, finalmente qualcuno ha capito l'importanza di far sport a questi ragazzi, prego. Allora, partiamo da una concezione importantissima, proprio quella del valore sociale che ha lo sport. Noi abbiamo capito e soprattutto abbiamo voluto investire importanti risorse sullo sport proprio perché è un contenitore fondamentale di tutti quelli che sono i valori come la solidarietà, come l'empatia, valori di crescita che per i giovani sono fondamentali e che soprattutto plasmeranno quelli che saranno i cittadini di domani, quindi un insegnamento diciamo fatto anche in maniera ludica, in maniera divertente, che però è fondamentale per il percorso di crescita di una città. Noi abbiamo visto la notizia, l'ottima notizia che la Regione Veneto è diventata città dello sport e Regione Europea dello Sport 2024 e speriamo insomma che anche Mogliano possa diventarlo come città europea dello sport 2025. Lo sport sulla nostra comunità rappresenta 40 associazioni con tantissimi volontari che lavorano all'interno di esse e soprattutto rappresenta un tessuto anche economico oltre che sociale, perché abbiamo situazioni alberghiere che vivono anche con lo sport, abbiamo momenti in cui lo sport fissa degli appuntamenti importanti in città, vediamo che i ristoranti, i locali, il centro storico vive anche con un indotto sportivo. La volontà che noi abbiamo per sviluppare appunto questa rete sportiva in città e soprattutto una delle finalità per cui ci siamo candidati come città europea dello sport è anche quella di sviluppare ulteriormente quello che è il turismo sportivo del nostro territorio. Abbiamo una vocazione per esempio ciclistica importantissima e con questa candidatura e eventualmente con la nostra vittoria vogliamo proprio
andare a sviluppare ulteriormente questo importante processo locale. Una cosa che mi è piaciuto, Assessore, è che lei ha detto che bisogna supportare, noi l'abbiamo fatto, le piccole società sportive, perché è da là che si parte, inutile che vengano a raccogliere, il grande campione parte e arriva dalla piccola società sportiva, però io ho sentito il grido di dolore proprio del presidente Dino Ponchio del CONI, il presidente regionale del CONI, dove veramente ha detto qui dobbiamo veramente investire, la regione investe pochissimo, ecco il CONI veramente ha gridato proprio il dolore e allora c'è qualcosa che non torna, perché sì, regione, città dello sport, ma se dopo il presidente Ponchio dice che è la regione che investe meno sul CONI e ha dato anche i numeri rispetto a altre regioni, capisce che i conti non tornano. Prego. Beh, sì, sicuramente c'è anche da dire però che l'attività poi dei comuni è fondamentale sul sostegno alle attività sportive. Noi a seguito del Covid abbiamo il grandissimo vanto di non aver assistito a nessuna chiusura delle associazioni sportive del nostro territorio. In quegli anni abbiamo erogato circa il triplo di quelli che sono gli investimenti medi annuali per le associazioni sportive, proprio per garantire ai presidenti, ai loro direttivi, ai loro parchi dei volontari di poter sostentarsi anche in un periodo in cui c'era l'imposizione di chiusura delle attività, e soprattutto che oggi che siamo finalmente usciti da quella che è la situazione pandemica e la situazione di chiusura, abbiano la possibilità di ripartire senza dei deficit economici importanti, tali per cui possa essere addirittura preclusa l'attività che stanno erogando adesso. Sì, ma ha visto, Assessore, come si stanno comportando certi ragazzini, certi ragazzi? Non è che io devo essere fortunata a vivere a Mogliano, lo sport dovrebbe riguardare tutte le regioni, dovrebbe aiutare tutte le piccole società che sono alla canna dal gas se qualcuno non interviene. Cosa dice Gian Petruzzi? Perché le famiglie sono quelle che sono, i soldi che hanno, cioè far sport costa anche, spostarsi costa o sbaglio? Certamente sì, però anche certamente è lodevole lo sforzo di puntare sullo sport, perché soprattutto dopo i 2 anni di pandemia che ha aperto delle ferite che dobbiamo ancora quantificare, soprattutto a livello sociale, è importante che lo sport venga praticato proprio per ricreare quell'aggregazione dopo l'isolazionismo forzato del Covid, insomma della pandemia. Se mi consente, volevo tornare un attimo sull'intervento che aveva fatto la signora Nadia, che è stato un intervento molto interessante perché ha toccato un tema diciamo reale, che si chiama un fenomeno, si chiama shrinkflation, scusate questo termine inglese ma è così che viene chiamato, cioè il fenomeno per cui il prezzo del prodotto è uguale e però diminuisce la quantità, quindi parlava dei fazzoletti da 10 passano a 9, la quantità di ammorbidente, ma anche sui prodotti alimentari. Attenzione, è una pratica legale, purché venga comunicato correttamente al consumatore, cioè io devo dichiarare sul confezione di tovaglioli che sto acquistando che ci sono 9 pacchettini e non 10. E il detersivo non è più quello di prima, la quantità ma è diminuita? Sì, se appunto nell'etichetta viene riportato anziché 750 ml viene scritto 650 e viene comunicato correttamente, allora è legale. Il problema sorge quando questo non viene comunicato correttamente. E allora... chi controlla? Scusi? Ma allora, diciamo che in Italia, tra virgolette, siamo abbastanza fortunati, ovvero sia che nel settore della GDO gli enti che controllano sono numerosi, di vario genere, che fanno capo anche a diversi ministeri, quindi mi sento insomma di tranquillizzare i cittadini che i controlli nei supermercati vengono fatti sia alla fonte, ovvero sia nelle zone produttive, sia anche nella distribuzione, ovvero sia nel commercio, quindi su questo si può stare tranquilli perché gli enti che controllano sono numerosi. Allora andiamo a vedere anche Veneto, inflazione. Con i depositi bancari remunerati a tasso zero, per cui il loro valore reale è diminuito in misura pari all'impennata dell'inflazione,
Il costo per le famiglie venete sarà di oltre 7.200 euro. Nel biennio 2022-2023 i conti correnti dei veneti subiranno una sforbiciata da 15 miliardi e 100 milioni di euro. È il conto salato di un periodo contraddistinto da un'inflazione che nel nostro paese non si vedeva da decenni. Un fenomeno che, secondo i calcoli della CGIA di Mestre, costerà mediamente 7.253 euro ad ogni famiglia veneta. Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi, traccia un parallelo col prelievo straordinario del 6 per 1000 sui conti correnti che fu applicato nel luglio 92 dal governo Amato per permettere alla lira di restare agganciata al sistema monetario europeo. Un importo che oggi varrebbe 5,3 miliardi di euro, niente rispetto a quanto sta accadendo oggi. Una patrimoniale 31 volte superiore al prelievo sui conti correnti introdotto nel 1992 dal governo Amato. È urgente intervenire subito. La perdita di potere d'acquisto sta impoverendo tutti, in particolar modo i ceti medio-bassi. A livello territoriale, il costo medio più salato è per le famiglie residenti a Treviso, con un prelievo medio di 7.948 euro. Padova e Verona sono poco sopra i 7.500. Venezia è penultima in Veneto, prima di Rovigo, con 6.143 euro a famiglia. Allora, a proposito di Rovigo, volevo salutare il nostro telespettatore veramente che ieri non è riuscito a collegarsi, ha detto ho provato più di 100 volte, non sono mai riuscito a collegarmi, mi dispiace, non so cosa dirti, guarda, visto che abbiamo sentito Rovigo, ma visto quello che abbiamo sentito, perché c'è qualcuno ancora che ha il coraggio di dire va tutto bene madama la Marchesa, non c'è nessun problema, mentre quelle persone competenti che hanno la situazione in mano del territorio dicono l'incontrario. Cosa dice Assessore Carlo Enrico Maria Pavan? Allora, sicuramente non è un periodo difficile, ci stiamo ancora portando dietro quelli che sono gli strascichi sia della pandemia da una parte, ma soprattutto di quella che è la tensione ucraina dall'altra. Abbiamo visto che i costi energetici, che sono poi quelli che secondo anche fonti ufficiali trascinano tutti i costi a livelli esponenziali, hanno avuto un picco massimo, ma adesso stanno cominciando in maniera assolutamente più lenta rispetto a quanto sia stato l'aumento a decrescere. Il problema sostanziale è che oltretutto a noi probabilmente in Italia manca quella che è una politica energetica effettiva, nel senso noi siamo dei grandi esportatori, ma dal punto di vista energetico siamo assolutamente legati a quelli che sono i paesi intorno a noi e di conseguenza siamo obbligati ad essere clienti dei paesi confinanti. Questo fa sì che la possibilità da parte dell'Italia di produrre energia e quindi di riuscire ad erogare dei servizi energetici a costo molto inferiore rispetto a quelli dell'acquisto, questa cosa qua non sta ancora succedendo. Abbiamo visto che per esempio la Regione Veneto si è attivata con una normativa importante per quanto riguarda la produzione del fotovoltaico sui territori della Regione Veneto e dobbiamo però continuare a mirare a quell'obiettivo lì, cioè ovvero andare a produrre energia in house, in casa nostra e smettere di essere dei clienti abituali di quelle che sono le altre nazioni europee in termini energetici. Dal momento in cui riusciremo a produrre ed erogare alle nostre famiglie, riusciremo anche in qualche modo ad abbassare o comunque a tenere sotto controllo quello che è il prezzo anche del costo della materia prima. Sì, ma io penso che siamo anche su un paese dei furbetti, perché indipendentemente dalla guerra noi abbiamo iniziato a pagare salatissime le bollette molto tempo prima, con delle voci che veramente non ci spieghiamo, noleggio del contatore, ma questo noleggio cosa dura 100 anni? Tutte quelle voci incredibili che fanno capire che non è solo una questione di consumo, c'è una questione di furbizia e di speculazione, però questa parola non viene mai toccata, poco, quando sanno benissimo che ha un nome e cognome e non molti nomi e cognomi che si stanno arricchendo su questo. Qualcuno finalmente ha deciso guardate che così non potete continuare, allora all'improvviso sono calati le tariffe. Prego Gianpetruzzi. Sì, è tutto vero, dice bene anche l'assessore il fatto che i prezzi stanno diminuendo
molto più lentamente di come sono saliti, e questo insomma fa pensare. Diciamo che in questa trasmissione oggi si è pronunciato molto spesso la parola inflazione, che è bene precisare è un'inflazione non di un'economia sana, cioè non è dovuto a domanda-offerta, per cui aumenta la domanda e quindi aumentano i prezzi, come può essere negli Stati Uniti. Qua è un'inflazione dovuta ad un aumento dei costi delle materie prime che fa schizzare i prezzi, però diciamo che alla fine lo strumento per calmierare l'inflazione è sempre lo stesso, ovvero sia aumentare i tassi di interesse, che va appunto non solo a ledere, a inficiare quelli che sono i mutui a tasso variabile, quindi ancora una volta penalizzare le famiglie, ma anche i prestiti al consumo, cioè per comprare l'elettrodomestico piuttosto che il mobile, eccetera. Pertanto la situazione non è assolutamente facile, come diceva anche nell'intervento precedente. Se i conti correnti sono quelli, gli stipendi non aumentano, è ovvio che poi un'inflazione al 7-8%, che era dagli anni 80 che non si vedeva, è una situazione molto preoccupante. Diciamo che il governo sta introducendo dei bonus, non ultimo il decreto lavoro, che porterà adesso... Abbiamo visto cosa è successo in Parlamento col decreto lavoro, e anche là è da dire... ecco, veramente dei punti di domanda che noi ci poniamo. Vai Giusy, ciao! Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Mirella, volevo solo fare le condoglianze alla famiglia di Anna Fagarazzi, perché è mancata. Solo questo volevo. È stata sempre una combattiva e ha fatto di tutto e di più. Sì, ma spiega un po', perché magari qualcuno non la conosce, chi era questa persona. E spiegala a te che sai più di me. No, scusa, hai chiamato tu, è giusto che parli tu, è inutile, hai parlato tu, fai tua. Sì, è quella che abita a Vicenza, che in tempo di guerra era delle, come si dice, non mi viene la parola. Prova a pensare bene cosa poteva essere, una partigiana. Una partigiana, esatto, una partigiana che dopo è andata in tutte le scuole a insegnare cosa è successo, cosa aveva provato, cosa hanno provato sotto i titini, sotto Tito, insomma questa cosa qua. Hai fatto bene Giusy a ricordarla, perché è una figura veramente che ha lasciato il segno, che si è spesa per gli altri. Io dico sempre che se siamo anche così belli, liberi, è merito di queste persone, di questi ragazzi che hanno lasciato la vita a 17, 18, 20 anni, ecco, per la patria, non so, di girarsi, rigirarsi sulle tombe, soprattutto queste donne che si nominano poco, perché molti uomini si nominano meno le donne, invece ce ne sono state tantissime che hanno rischiato veramente la loro pelle per aiutare le persone veramente in difficoltà. Grazie alla nostra Giusy, e ci uniamo a questo lutto. Allora, Assessore Carlo Maria Pavan, quello che però rimane sconvolgente è che anche in questi giorni la politica, invece di dare dei segnali forti in questo paese che ha veramente bisogno di segnali. Non abbiamo solo il problema dell'Emilia Romagna, che è un problema enorme, non si trova ancora il commissario. Abbiamo problemi dappertutto, dalla sanità alla scuola, cioè veramente siamo in un momento drammatico, e qui si sente parlare ancora di genitorialità, ma se hai 2 genitori maschi, 2 genitori femmini, io penso solo che abbiamo bisogno di amore, questi bambini, questi ragazzi hanno solo bisogno di amore, basta vedere la difficoltà delle adozioni, questi bambini non vogliono, cioè non gliene frega niente se sono 2 uomini o 2 donne, vogliono essere portati via da questi ambienti squallidi, terribili nei quali vivono, e hanno bisogno di amore. Lei cosa ne pensa, Assessore Carlo Enrico Maria Pavan? Ma sicuramente il primo pensiero è quello che chi si trova oggi a governare in Italia ha un compito che non è esclusivamente difficile, ma che è a dir poco arduo. Gli strascichi, come dicevo prima, si fanno ancora sentire, ma sono assolutamente d'accordo con lei dal punto di vista che non abbiamo tempo da perdere, tra virgolette, per parlare di questi discorsi qui, di genitorialità. Dobbiamo attivare quelle che sono le riforme e fare in modo che vengano
in maniera rapida assunte direttamente all'ultimo cittadino, nel senso non possiamo pensare di attivare un periodo di riforme che però interesserà il cittadino nel futuro. Abbiamo bisogno di risposte urgenti e abbiamo bisogno di risposte puntuali anche. Di conseguenza immagino che sia estremamente difficile governare oggi con tutte quelle che sono le vicissitudini che ci trasportiamo dal post-Covid, le difficoltà che ci attanagliano ancora a causa della crisi della guerra, ma soprattutto anche quelle che sono state poi le difficoltà gestionali per quanto riguarda le calamità naturali. Noi siamo un territorio vasto, ma siamo un territorio anche particolarmente differente. Dal nord al sud abbiamo delle peculiarità ambientali molto differenti e vediamo che anche da questo punto di vista rischiamo di andare in difficoltà. Quello che noi ci aspettiamo è un periodo di riforme vere. No, perché quei problemi che ha il Paese come ne abbiamo, mi sembra che sia veramente come buttare nebbia, fare confusione, ecco, cercare di passare i cerini su problemi invece che ci riguardano tutti, che è la salute, la scuola, l'educazione, la sicurezza, e andare a vedere cose che al momento penso proprio non siano così necessarie, anche perché sarebbe da intervistare questi bambini e sentire questi ragazzi come si trovano, come vivono, se hanno amore, se hanno affetto. Ecco, mi sembra che veramente qualcuno stia facendo il furbo anche su questo. Non sono questi i problemi che ha l'Italia in questo momento, sono i nostri anziani che sono soli, i bambini, i ragazzi, le famiglie. Qui ci si riempie la bocca della famiglia e poi abbiamo questi che parlano, la predica ci fanno, sono separati con 3 mogli o 3 mariti, ma di cosa stiamo parlando? Allora, come ci saluta Carlo Enrico Maria Pavan, assessore allo sport di Mogliano? Intanto vi ringrazio per l'invito, vi auguro una buona settimana e il saluto che io posso dare da assessore allo sport è quello che fiducioso che lo sport possa essere una delle chiavi del futuro per fare in modo che le nostre nuove generazioni siano assolutamente più unite di quelle che sono oggi e che possano rilanciare il nostro straordinario paese. Grazie mille dell'invito. Grazie, grazie. Pubblicità. Buongiorno. Allora, è rimasto con noi Mario Gianpetruzzi, però abbiamo collegato da Verona il professor Ugo Moretti, responsabile di farmacologia AIFA Veneto, Agenzia Italiana del Farmaco, è in commissione d'esame. Buongiorno professor Moretti. Buongiorno a lei, ascoltatori. Allora professor Moretti, ecco, dal suo osservatorio invece cosa ci sta raccontando questa agenzia importantissima del farmaco? Prego. Ma per quello che riguarda i farmaci, ovviamente l'agenzia tiene sotto controllo il mercato, ovviamente è molto impegnata sia nella valutazione di nuovi farmaci che entrano in commercio, ma è anche valutata, almeno io in particolare seguo anche l'aspetto della sicurezza dei medicinali e quindi sul sorvegliare farmaci e vaccini per quello che riguarda il profilo di rischio. Allora professor Moretti, io ieri ho avuto il dottor Lossego, che è presidente dei farmacisti del Veneto, il quale ha detto che c'è un farmaco che sta andando tantissimo, che è il farmaco per il diabete, si fanno l'insulina per dimagrire 20 kg anche in un mese. È un danno enorme, terribile, e c'è questa richiesta di questo farmaco senza sapere che ci sono delle conseguenze terribili. Le risulta? Sì, ho sentito parlare di questo problema, è un problema che tocca anche altri aspetti, per esempio qualche tempo fa si parlava di farmaci usati per la perdita dei capelli, usati diciamo al di fuori di quelle che sono le indicazioni che un farmaco ha per essere messo in commercio. Poi c'è tutto il mercato dei cosiddetti integratori, di farmaci che quindi non sono sotto la responsabilità di AIFA, ma che spesso vengono presi per patologie per i quali non servono in sostanza. Il problema in questi casi è sempre quello di ricordare che un farmaco entra nel commercio con delle prove di efficacia per alcune malattie, cioè serve per alcune malattie, ma non ci sono prove che serva per qualcos'altro. Quindi al di là dei rischi che una persona corre quando prende un medicinale, che ci sono sempre, va ricordato che un medicinale per essere preso deve essere utile, cioè deve servire. Se non ci sono prove di efficacia, cioè se
il farmaco non ha quella indicazione, la persona rischia di prenderlo per niente. Avete capito? Perché qui c'è un po' il fai da te, uno si alza la mattina e decide di fare tutto quello che vuole come vuole, tanto me l'hanno detto, ho sentito la moda americana, perché è sempre dall'America che arrivano questi segnali molto sconvolgenti, perché veramente avete sentito, ecco, che danni possono causare. Però la mia domanda è anche questa, professor Moretti, questo Covid che ha lasciato dei strascici anche molto importanti con long Covid, qualcuno dice non erano dei vaccini, è falsità, non erano testati. Per cortesia, adesso che si sta scemando questa un po' alla volta, perché grazie invece agli italiani che hanno capito l'importanza del vaccino, parlo del mio paese naturalmente, gli altri non lo so e non voglio neanche saperlo, ma mi sembra che i dati sono tranquillizzanti, si sono molto vaccinati invece. Cosa ci dice, professor Moretti? Ma intanto da un punto di vista generale noi abbiamo dei buoni dati, cioè la vaccinazione è stata fatta da moltissime persone, i vaccini sono, ricordiamo, i vaccini sono farmaci, quindi non hanno regole diverse dai farmaci, quindi sono provati, testati come tutti gli altri farmaci, anzi in generale sono provati prima di essere in commercio da più persone rispetto agli altri farmaci, quindi hanno prove documentate di efficacia, quindi servono. Non ce ne rendiamo conto alle volte perché sono terapie che prevengono le malattie e quindi non abbiamo alle volte la percezione di quanto sia pericoloso il morbillo, il Covid o qualche altra malattia infettiva. Però non c'è dubbio, i vaccini sono farmaci, quindi anche questi hanno prove documentate di efficacia e come tutti i farmaci hanno anche un profilo di rischio. Il rischio che si corre con i vaccini è estremamente più basso in generale di quello che si corre con qualunque farmaco, quindi vale per i vaccini quello che vale per tutti i farmaci, insomma vanno presi appunto quando servono e ovviamente tenendo conto i benefici da una parte e i rischi dall'altra, affidandosi a chi li gestisce, quindi ai medici in sostanza. Professor, niente, sentiamo prima Annalisa da Preganziol, se non mi cade la linea. Vai Annalisa, ciao. Buongiorno, sono Manente Annalisa. La dottoressa, ho parlato ieri, non vuole venire fuori. Devo prendere un altro LASIS a mezzogiorno, ma che dottore Seo, mi scusa se parlo indietro, il dottor Seo che adesso ordina le medicine senza vedere il paziente, che con le gambe e quei piaghi. Guarda, ha detto che è piena del lavoro e ora? Non riesco a capire cosa cambiare dottore, non dito, perché a me manca la lingua, le gambe e cammina poco, però con le piaghe non so cosa devo fare, devo prendere antibiotico, ordina così medicine. Va bene, signora Mirella, cosa devo dirvi? Annalisa, non so cosa dirti, ecco, tu sai... No, guarda, mi parla, essa sono un altro pianeta, sono stata in ospedale 2 mesi. E ancora i vogliono tutti i dottori, ma sono state 4 patologie, va bene, non importa. Ciao Annalisa, un abbraccio, quello che posso sai che lo faccio, abbiamo avuto anche il dottor Gorini che è il presidente dei medici di medicina generale, ma non ne veniamo fuori, ci sono pochi medici, in tanti numeri anche loro, non si riesce a capire dove si andrà a parare con questa sanità che fa acqua ormai da tutte le parti, mentre la sanità privata sta andando a gonfie vele purtroppo, e questo bisogna dirlo. Allora, quello che volevo sapere da lei, professor Moretti, perché è molto importante, è capire che forse c'è stata una comunicazione non sufficiente. Quello che preoccupava era che degli addetti ai lavori dicevano l'incontrario di quello che dovevano dire, medici, anche qualche scienziato, e che la gente, purtroppo noi siamo così, invece di seguire Mosè abbiamo seguito il Dio bue, quello che la diceva più grande, più lunga, ma l'ha detto quel dottore là, ma l'ho sentito da ma l'ho letto internet. Ecco, quanto importante è una comunicazione corretta, specialmente in caso di farmaci, come lo sta spiegando veramente lei. Ecco, non ci dovrebbe essere veramente un rigore nel momento che un medico, uno scienziato, un ricercatore parla, avere proprio una persona al di sopra di ogni sospetto nel vero senso della parola, perché noi abbiamo visto che molti erano accompagnati dai politici, perciò seguivano la linea politica più che il patto di Socrate. Cosa dice professor Moretti? Sì, allora certamente una comunicazione è importante in entrambi diciamo, i settori, sia
la comunicazione e la formazione degli operatori sanitari, dei medici, degli infermieri, dei farmacisti che operano nel settore del farmaco, sia quella indirizzata ai pazienti. Questo fattore è molto importante. Adesso sta partendo, finanziato da AIFA, un progetto molto importante che riguarda tutta Italia e coordiniamo qui noi da e che riguarda proprio l'informazione scientifica indipendente, cioè cercheremo nei prossimi 3 anni di potenziare la modalità con cui viene fatta l'informazione, cercando di raggiungere con comunicazioni specifiche sia gli operatori sanitari sia i pazienti. Ci sono aree che sono previste da questo intervento, che è l'oncologia, l'antibiotico resistenza, insomma alcuni settori specifici, però cercheremo insomma di allargare il contesto anche ad altre situazioni. Comunicare ovviamente è molto complicato, servono risorse, soprattutto la parte pubblica è in difficoltà nel trovare queste risorse. C'è da dire che la comunicazione è anche più complessa per i vaccini rispetto ai farmaci, perché nei vaccini si inserisce questo discorso della sanità pubblica che non c'è nei farmaci, cioè in sostanza c'è un problema di diffusione, soprattutto in caso di malattie epidemiologiche importanti, e quindi c'è un problema di salute pubblica che si aggiunge a quello del beneficio-rischio a livello individuale. Ora, la situazione del Covid è stata ancora più complicata perché, essendo questi vaccini nuovi, come tutti i farmaci nuovi, hanno avuto bisogno di un po' di tempo per essere studiati per la parte del profilo di rischio. In generale, questa considerazione va fatta, cioè quando un farmaco nuovo entra sul mercato e viene usato dalle persone, in genere si conosce di più e si conosce meglio la parte dell'efficacia, e per il rischio ci vuole più tempo, è più complicato studiare il profilo di rischio, ancora più complicato per i vaccini. Nel contesto dei vaccini poi c'è tutto l'argomento che è prettamente politico e di problema di sanità pubblica, che è quello dell'obbligo. Lì l'obbligo ovviamente in un sistema che ha un sistema sanitario pubblico e che quindi ti garantisce l'accesso all'ospedale, l'accesso ai farmaci eccetera, ovviamente la politica deve anche gestire questo problema. Se nel Covid aumentano il numero di pazienti e io che sono malato di infarto non riesco ad entrare in ospedale, questo è un problema. Quindi la politica cerca di utilizzare degli strumenti per cercare di limitare il numero di malati e per quindi consentire maggiori cure a tutti. Quindi tenete sempre presente che c'è questo problema, le risorse del sistema sanitario non sono infinite e quindi soprattutto in questi casi va gestita la situazione, insomma. Professor Moretti, le ho fatto questa domanda perché ho notato che questa perplessità, questa paura di fare anche questo nuovo vaccino, questi vaccini che erano arrivati, era specialmente su paesi, zone anche più isolate, ecco, dove non avresti mai immaginato di trovare questa opposizione alla vaccinazione. Tanto è vero che per fortuna hanno creato questi camper, sono inventati il camper, andarli a trovare direttamente nei paesi per cercare di convincerli, perché diventavano veramente un problema poi per tutti, perché queste persone si spostavano. Ecco, forse anche per quello che forse bisogna avere più informazione e una comunicazione corretta in futuro. Per questo io ne parlo, professor Moretti, perché è facile parlare quando c'è il problema. Il problema è continuare a parlarne anche dopo per migliorare la situazione, o sbaglio? No, certo, ha perfettamente ragione, difatti è molto utile, sono molto utili trasmissioni come la sua che cercano di raggiungere le persone, perché quando si dice che i farmaci vanno usati meglio, ricordiamo che è un problema, i vaccini, i farmaci insomma in generale vanno usati meglio, ricordiamo che è un problema che coinvolge tutti quanti, coinvolge i medici che li prescrivono, ma coinvolge anche i pazienti che devono essere in grado di capire che il fai da te non va bene, che se aggiungono un medicinale questo presenta dei rischi, che devono seguire le terapie e che devono fidarsi. A un certo punto bisogna fidarsi, cioè l'Agenzia del Farmaco è un'agenzia pubblica che se mette, a parte il fatto che ormai diciamo, i farmaci vengono messi in commercio a livello europeo, quindi non è più un discorso italiano, francese, spagnolo, ma è un problema di tutta Europa. Se l'agenzia mette in commercio un farmaco vuol dire che ci sono prove documentate
di efficacia. Grazie professor Moretti che lo sta spiegando benissimo, grazie professor Moretti, fidatevi, ma stiamo scherzando, ma di cosa, c'è qualcuno che rincorre veramente i fantasmi nel vero senso della parola e poi danneggia, perché sono anche persone diversamente giovani, anche con altre patologie, che avrebbero invece bisogno di essere supportate e rincuorate. Ad esempio adesso ne abbiamo una, Luciana da Vicenza. Ciao Luciana. Buongiorno al dottore. Io chiedevo, sono diabetica, ho sentito prima che c'è una medicina che fa anche dimagrire oltre diabete. È vero questa cosa? Perché sono in cerca proprio della medicina che fa dimagrire avendo diabete. Mi può dare una risposta positiva per piacere? Guarda Luciana, ti ringrazio di questa telefonata perché ho invitato proprio il professor Moretti per cercare di farvi capire finalmente da una persona molto competente cosa sta succedendo, e state attenti alle parole che dice, ma non sentite, ascoltate. Prego professore. Sì, allora questo problema, come dicevo prima, è un problema legato al fatto che non ci sono farmaci miracolosi o che consentono alle persone di dimagrire. Il problema dell'alimentazione è un problema importante, va inquadrato in un problema generale di gestione della salute, a maggior ragione se una persona ha il diabete o altre patologie. L'indicazione del farmaco per dimagrire non c'è, quindi voglio dire, non ci sono prove che dimostrino che il farmaco fa dimagrire. È possibile che alcuni farmaci hanno come effetti collaterali il fatto che andando a toccare un determinato meccanismo possono poter avere alle volte come dire, l'effetto di perdita di peso, così come capita che qualche farmaco, come dicevo prima, possa avere l'irsutismo, cioè far crescere un po' i capelli quando vengono presi, ma quella non è l'indicazione terapeutica, quindi non devo decidere sulla base di quello se prendere o non prendere un farmaco. Tra l'altro tutti gli antidiabetici sono farmaci di prescrizione, quindi è il medico che deve decidere se il paziente ne ha bisogno e quando ne ha bisogno. Quindi non sono farmaci che uno va a comprare in farmacia. Questo è un problema importante perché quando andate in farmacia e comprate un medicinale, quel medicinale potrebbe avere comunque anche interazioni con altre terapie. Quindi soprattutto le persone anziane che prendono tanti farmaci devono seguire le indicazioni del medico, rispettare quello che è la posologia, cioè quando vengono presi i farmaci, ed evitare di aggiungere farmaci, integratori o altre sostanze senza il controllo da parte del medico, perché ci sono molto spesso delle interazioni. Ormai abbiamo pazienti che per fortuna vivono di più, ma prendono un numero di farmaci molto elevato, 10-15 farmaci ogni giorno. In queste situazioni va assolutamente fatta attenzione, insomma, su quello che si aggiunge. Allora andiamo a Trieste, adesso andiamo a vedere questo servizio contrabbandieri di farmaci, indagini, e poi vediamo sentiamo come lo commenterà il professor Ugo Moretti. Andiamo a sentire e a vedere. Si tratta di farmaci di grande valore prossimi alla scadenza ma preziosi per chi poi li reimmette nel mercato nero, quelli rubati dai 3 contrabbandieri che hanno saccheggiato vari punti di raccolta della regione. Nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, dopo un folle inseguimento partito da Monfalcone e conclusosi a Trieste, la Polizia di Stato aveva arrestato 2 dei 3 contrabbandieri quando la loro Fiat Panda si era schiantata contro un'auto in sosta a Roiano. 2 ragazzi di 27 e 24 anni, triestini, erano finiti in manette per i reati di resistenza e violenza pubblico ufficiale e ricettazione. Il terzo complice, però, sgusciato fuori dall'auto incidentata per fuggire a piedi, è ancora a piede libero. Dentro l'auto i poliziotti avevano trovato 2 grossi sacchi neri ricolmi di farmaci rubati, bocche cucite nel commissariato di Monfalcone in procura Gorizia che coordina le indagini per un episodio che forse potrebbe essere solo la punta dell'iceberg di un racket molto più ampio. Di che farmaci si tratta? Quanto valgono davvero nel mercato nero? Perché tutto questo riserbo? Per ora gli investigatori preferiscono non aggiungere dettagli, ma forse hanno già una pista su un possibile traffico illegale. Intanto è caccia all'uomo che è riuscito a fuggire la notte dell'inseguimento. I 2 arrestati invece sono già noti alle forze dell'ordine e proprio loro possono dare risposta alle domande degli investigatori. Il contrabbando di farmaci è un mercato enorme, dopo armi e droga sono uno dei traffici più redditizi e implica conoscenze specifiche nel campo farmacologico e della medicina per poter poi gestire la compravendita nel mercato sommerso. Inoltre proprio dall'Italia i farmaci prendono le strade che
che portano da altri paesi europei come Germania, Olanda, Inghilterra, Irlanda. Dove dovevano finire i farmaci rubati dai punti di raccolta della regione? Che cosa hanno rubato nello specifico i 2 triestini fermati e il terzo complice fuggito? Hanno operato per conto di qualcuno? Tutte domande in attesa di risposta, ma forse per gli investigatori una pista concreta c'è già. Allora, non ci facciamo mai mancare niente nel nostro paese, abbiamo 3 mafie, abbiamo i contrabbandieri anche di farmaci adesso. Come lo commenta, professor Moretti? Non è da stare tanto tranquilli? No, guardi, allora, questa è una situazione che riguarda diversi tipi di farmaci, perché non so, riguarda anche praticamente l'uso illegale di sostanze da parte di persone più giovani. Allora, chiariamo una cosa, in alcune situazioni c'è come dire, mercati che vengono importati da paesi stranieri e che vengono poi venduti in Italia. Questo trasferimento avviene in un contesto legale e quindi vuol dire che in queste situazioni l'Agenzia Italiana del Farmaco, che è responsabile di come i farmaci arrivano e sono distribuiti, controlla questa situazione, cioè tutto quello che voi acquistate in farmacia rientra in questo contesto, quindi ha la garanzia non solo che ogni singola compressa o fiala è controllata nella sua produzione, ma che anche tutta la logistica di trasporto, la conservazione dei farmaci in questo trasporto e come il farmaco arriva in farmacia è controllata e quindi è sicura. Acquistare qualcosa che sfugge a questo controllo espone evidentemente dei rischi, perché non si sa cosa c'è dentro a questo medicinale, potrebbero esserci quantità diverse di principio attivo, potrebbe essere stato conservato il farmaco in maniera scorretta e quindi essere adulterato. Quindi in sostanza bisogna fare molta attenzione nell'acquistare qualcosa che non sia stato acquistato in farmacia o in parafarmacia, perché ci si espone a questi rischi. Questo è un problema che riguarda ovviamente anche i paesi del terzo mondo, no? Perché ma sono situazioni diverse. Da noi la regola è attenzione a quello che acquistate su internet o fuori da mercati tradizionali, che sono le farmacie e le parafarmacie. Avete sentito che anche questa mattina siamo a scuola, impariamo, dobbiamo imparare bene. Abbiamo il nostro Antonio da Padova. Vai Antonio. Buongiorno Mirella, buongiorno anche al dottore. Io ogni tanto mi controllo il colesterolo e ho sempre il colesterolo alto. Ma cosa devo fare per sbassare questo colesterolo? Perché è sempre fuori dalla norma il mio colesterolo? Anche perché se ho avuto problemi cardiaci, se fosse una persona normale il colesterolo lo potrei portarlo anche 200-300, non mi interessa niente, ma siccome che non sono più normale perché sono anche abbastanza cardiopatico, come si fa per calare questo colesterolo che io non ne posso più? Io bisogna che mangiassi pesce tutti i giorni, frutta e verdura e basta. Non posso mangiarmi un panino col prosciutto, non posso mangiarmi, non posso neanche mangiarmi la roba ai ferri. Se devo andare a una sagra, cosa faccio? Chiedo alla sagra, mi fate un brodino con dei passatelli? Ma la mia vita è messa così male, devo vivere da malato. Io se non riesco a capire e vado a fare questi esami qua, nonostante tutto, e il colesterolo è sopra la norma. Cosa devo fare per sbassare questo netto colesterolo? Buongiorno e grazie. Ma io spero che tu abbia anche un medico di famiglia, qualcuno che ti segua, oltre al medico di famiglia. Cosa dice professor Moretti? Sono anche simpatici sì. Però i miei telespettatori, prego. Su questo argomento del colesterolo possiamo dire qualcosa in generale ovviamente perché non conosco la situazione specifica. Allora, il primo problema, il colesterolo alto è sicuramente un fattore di rischio per alcune malattie, quindi per malattie cardiovascolari. Il colesterolo, come dire, nel nostro organismo è regolato da vari fattori, tra cui anche la genetica, quindi ci sono delle persone che ad esempio sono geneticamente predisposte ad avere un colesterolo alto rispetto ad altre che magari invece sono geneticamente predisposte ad averlo basso, fermo restando che tra l'altro ci sono diversi tipi di colesterolo, c'è un colesterolo buono e un colesterolo cattivo. Ora in questa situazione nella terapia del colesterolo va valutato complessivamente il rischio cardiovascolare che il paziente ha.
quindi si valuta il colesterolo, si valutano le altre malattie che il paziente può avere e dopodiché, se serve, si può intervenire con farmaci che sono estremamente efficaci nel contenere il colesterolo e che sono ovviamente molto più importanti per quelle persone che geneticamente tendono ad avere il colesterolo alto. Vi faccio ricordare anche che in questo contesto del colesterolo, siccome ci sono molti integratori presentati come farmaci che abbassano il colesterolo, integratori tra l'altro ricordiamo sono venduti sotto la responsabilità del Ministero della Salute, non sono farmaci. Allora tra questi prodotti c'è per esempio il riso rosso fermentato che contiene una sostanza, la monacolina, che può avere effetti sul colesterolo, ma questa sostanza è di fatto un farmaco, è molto simile alle statine. Quindi attenzione ad usare questi integratori senza il controllo del medico, perché ci sono persone che prendono i farmaci per il colesterolo, poi aggiungono questi integratori pensando di prendere cose naturali, ma sono cose che appunto messe insieme possono portare a dei danni. Molto chiaro e la ringrazio professor Moretti. Adesso torniamo dal nostro Mario Gianpetruzzi, che anche lui vorrà esprimere la sua opinione, le riflessioni dopo tante voci che abbiamo sentito. Prego Gianpetruzzi. Certamente, innanzitutto ringrazio il professor Moretti che ha fatto un intervento molto interessante. Naturalmente parlo da privato cittadino occupandomi di tutt'altro, quindi mi perdonerà il professore se magari dico qualcosa non propriamente esatta, magari la chiedo di correggermi. Diciamo due aspetti, abbiamo toccato l'aspetto dei vaccini, della pandemia e ricordiamo, io parlo sempre da osservatore, che è stata la prima pandemia vissuta in un periodo social, dove c'è internet e i social, quindi è esploso il fenomeno delle fake news e questo ha disorientato molto i cittadini, con poi, consentitemi il termine, una nuova esplosione di medici fai da te, perché sentivano l'amico piuttosto che il video su YouTube e quant'altro. Diciamo che la cosa è molto preoccupante, perché se io ho un problema alla lavastoviglie magari vado dall'idraulico, però se ho un problema fisico, l'appendicite, io devo andare dal medico, io è dal medico che devo andare, anche perché il professor Moretti anche sui farmaci ha dipinto molto bene tutta quella che è la filiera dei controlli anche sul trasporto, quindi l'HCCP, ovvero sia Hazard Analysis Critical Control Point, cioè osservare tutti i punti critici dalla produzione fino alla vendita dei farmaci, quindi prestare molta attenzione a quello che si sente in giro, anche perché ognuno poi tende a sentire la notizia che più gli fa comodo, cioè la medicina che fa dimagrire, ecco ad esempio mi ha molto incuriosito quella per i capelli, però ovviamente bisogna stare sempre molto attenti, anche perché c'è un confine molto esile tra il dolus bonus e il dolus malus, mi spiego, dal punto di vista giuridico. Cioè se io dico che questo shampoo è il migliore di tutti, magari siamo nel dolus bonus e diciamo dal punto giuridico può essere passato, ma se io che dico che questo sciroppo allunga la vita, siamo nel dolus malus, cioè siamo dal punto di vista giuridico nella truffa, nel penale, quindi bisogna sempre stare molto attenti quando si danno certe notizie e quando si ricevono, anche perché si creano poi dei danni collaterali. Ci mancavano gli influencer a noi, siccome non ci facciamo mancare niente, no, siccome l'ha detto quello è famoso, è bravo, allora io ci credo. Abbiamo Sandra da Treviso, vai Sandra. Sì, buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Io volevo un parere del dottore riguardo a quella tendenza che ultimamente secondo me sta prendendo sempre più piede delle farmacie di ordinare integratori, ne ha parlato appunto pochi minuti fa. Allora, gli integratori intanto sono costosissimi, sono aumentati in maniera esponenziale secondo me nel prezzo. A me è successo di dover andare in farmacia per nausea eccetera, mi sono trovata a spendere oltre 50 euro di fermenti lattici, tant'è vero che ho chiesto al farmacista mi dia qualcosa di meno costoso, perché non è pensabile che per una nausea dovevo recarmi al lavoro, non potevo fare altro, io debba spendere più di 50 euro. E in effetti poi appunto ha tirato fuori qualcosa, ma comunque ne ho spesi quasi 40.
Ecco, questi integratori io non metto in dubbio che ne ho avuto la prova personalmente che funzionino, però me ne darà probabilmente conferma il dottore, spero, cioè funzionano a lungo termine, cioè ci vuole una settimana, 10 giorni, 15 giorni, un mese, addirittura alcuni di questi vanno presi per 2, 3, 4 mesi perché possano portare a degli effetti significativi. E costano moltissimo, non sono scaricabili oltretutto. Per cui cioè ogni volta che si va in farmacia ti danno qualcosa che forse funziona, forse no, perché poi oltretutto l'integratore funziona a seconda della persona, ci sono alcuni integratori che su alcune persone portano dei benefici, su altre sono acqua fresca. Per cui non riesco a capire questo circolo vizioso di spendere tanti soldi per qualcosa che forse funzionerà nel lungo termine, forse non funziona. Una persona se va in farmacia, come è successo a me, con la nausea, io dovevo stare bene nel giro di qualche ora e in effetti poi così è stato fortunatamente, però se la persona arriva ad andare in farmacia a chiedere qualcosa ha bisogno nel breve termine di stare bene, no? Soprattutto magari delle cose, dell'ansia, il dottore poi sicuramente ne saprà più di me, però ripeto e poi chiudo, questa cosa dilagante di dare sempre e solo integratori che, ripeto, costano un sacco e non si sa se facciano a seconda della persona, a seconda della reazione proprio fisica della persona che li assume. Vi ringrazio, buongiorno. Grazie a te Sandra, prego professor Moretti. La signora ha toccato un tema che è realmente importante. Allora la prima cosa da capire qui è che gli integratori non sono farmaci, o meglio, vengono percepiti come farmaci, ma sono sotto la responsabilità, come dicevo prima, del Ministero della Salute, perché sono alimenti, quindi non hanno dovuto provare la loro efficacia per essere messi in commercio. Quindi il problema è proprio questo, in moltissimi casi non ci sono prove documentate di efficacia per questi integratori, che sono prodotti molto utilizzati. Ricordo che noi siamo il primo mercato europeo per l'uso di integratori alimentari, cioè il 30% del mercato europeo è italiano, dietro di noi viene la Germania. Allora in queste situazioni, ripeto, manca l'efficacia in generale e ci sono i rischi, perché invece, come dicevo prima, c'è il problema delle interazioni e i danni che questi farmaci possono comunque provocare. Senza dimenticare, come dicevo prima, è quello che ricordava giustamente la signora, che sono farmaci che costano, prodotti che costano. E quindi, a maggior ragione, se una cosa non mi serve, può farmi dei danni e in più la devo anche pagare, allora qui i problemi sono due. Da una parte, siccome queste prescrizioni nascono proprio direttamente dal medico o dai farmacisti che peraltro li vendono, ricordare questo aspetto del fatto che ci devono essere prove documentate di efficacia. In molte situazioni gli integratori che sono più usati riguardano il sonno, le agitazioni, l'ansia, andavano molto di moda gli immunostimolanti in tempi di pandemia, che sono una cosa completamente diversa dai vaccini, non funzionano quasi mai. Allora quindi da una parte la formazione da parte per i medici e per i farmacisti, spiegando quando e come potrebbero essere utili queste sostanze, sono molto rari i casi in cui sono utili, e dall'altra aiutare i pazienti a orientarsi in questa situazione, perché uno vede come farmaco tutto, ma noi abbiamo farmaci, abbiamo integratori alimentari, abbiamo farmaci omeopatici, abbiamo dispositivi medici, che sono cose diverse, e quindi bisogna cercare di aiutare la gente a capire questa cosa qua, soprattutto evitando il fai da te anche in queste situazioni. Grazie, grazie. Professore, prego Gianpetruzzi, vuole aggiungere qualcosa? Sì, no, è chiarissimo, il professor Moretti ha esposto perfettamente, e ancora una volta bisogna stare attenti al fai da te, cioè nel senso di, a molte volte ci facciamo, circuire, magari, però affascinare dal marketing, dalla pubblicità, dall'immagine sempre di fisici perfetti, per cui vogliamo attraverso delle scorciatoie, che possono essere gli integratori, trovare un benessere psicofisico che però così non è.
così non è. Diciamo che sì, ci fa male sia al portafogli evidentemente, sia sul fatto che non riusciamo poi a raggiungere gli obiettivi sperati, insomma. Però quello che ha spiegato molto bene il professor Moretti, siamo il primo paese come consumo, avete sentito, di integratori. Io proprio l'altro giorno, professor Moretti, ho sentito delle persone, delle giovani donne parlare: io adesso non mangio, prendo l'integratore, ho sentito la mia amica, funziona benissimo, mi trovo bene, sto benissimo. Io l'ho guardata, siccome la conoscevo, ho detto: ma sei scema del tutto o sei solo in parte? Ma cosa mi dici? No, te lo dico perché sei andata dal tuo medico, ecco, hai anche qualche patologia, ma sei proprio il fai da te. Ecco, questo dimostra il popolo italiano, mi dispiace anche dirlo, ma una gran parte del popolo italiano, che invece di fidarsi del medico, dello scienziato, del ricercatore, si fida dell'amico, del social, dell'influencer. Per questo ho parlato di comunicazione importante, professor Moretti, perché se continuiamo così, guardate che sono dei numeri che fanno malissimo, perché poi questi curano anche i figli, magari con farmaci scaduti, tanto ho l'antibiotico a casa, magari non guardano neanche se è scaduto l'antibiotico, perché funziona così. Guardate che è vero quello che dico, perché non è che me lo inventi, è perché l'ho visto con i miei occhi. Prego, professor Moretti. Sì, come dicevo prima, il tema della comunicazione è molto importante. Allora, in questi contesti è molto importante cercare di orientarsi sulla fonte di quello che noi leggiamo, ascoltiamo, nel senso che ovviamente qui c'è un problema anche di conflitti di interesse, no? Nel senso che se io voglio informarmi sul profilo di rischio di un medicinale, naturalmente non dovrei andare ad informarmi sul sito del produttore, perché è chiaro che insomma, lui fa il suo mestiere, produce, cercherà di enfatizzare le cose che sono efficaci più che la parte di sicurezza. Quindi c'è, come dicevo, la necessità di avere una fonte di informazione scientificamente valida e anche, se possibile, indipendente. Come dicevo, in questi anni, siccome sono cose che comunque costano, sono state un po' lasciate da parte. AIFA finalmente ha deciso di investire dei soldi, c'è questo progetto che adesso porteremo avanti, dove cercheremo di fare un po' rete tra centri che vanno nella direzione di cercare di far arrivare l'informazione sia agli operatori sanitari ma anche direttamente ai pazienti. Allora, professor Moretti, sono veramente orgogliosa di averla ospite questa mattina, ma soprattutto cosa pensa dell'omeopatia? Guardi, adesso non le faccio un discorso generale, io dico soltanto che se vogliamo equipararli agli altri medicinali, un medicinale per poter essere efficace deve dimostrare la sua efficacia. Allora, in molti casi questi prodotti non hanno prove documentate di efficacia. Per prove documentate intendo degli studi che siano condotti, come dire, in maniera scientificamente valida e valutati da un'autorità indipendente che sia in grado di dire se e quando sono utili. Adesso io ho una certa età e quindi ricordo anni in Italia dove eravamo pieni di farmaci inutili che erano messi in commercio molto facilmente. Adesso per fortuna le cose sono molto migliorate, se parliamo di farmaci abbiamo un mercato ormai europeo, se entra un farmaco in mercato adesso la valutazione è una valutazione corretta, quindi diciamo il problema è lì, tutto quello che non ha una valutazione da parte di un ente regolatorio ha delle prove di efficacia che non sono come dire, supportate dalla scienza. Perfetto, allora adesso ci spostiamo a Vicenza e parliamo ancora di inflazione. Andiamo a sentire e poi commentiamo con Mario Gianpetruzzi. Adesso dovrebbe partire. Allora, intanto che parte, allora questa inflazione, adesso parliamo anche un po' di inflazione perché mi sembra che si stia facendo anche un pochino rispetto a quello che si dovrebbe fare, o sbaglio, Gianpetruzzi? Sì, allora l'abbiamo accennato anche prima, diciamo che il governo per combattere il caro vita ha messo in campo dei bonus, sono però delle misure insomma una tantum palliative che necessitano però invece delle misure strutturali a mio avviso. Diciamo che i cittadini in effetti sono alle prese con
un periodo in cui il caro vita li mette a dura prova, perché le problematiche sono tante e soprattutto non si vede una prospettiva all'orizzonte che gli dia, insomma, del sollievo. Ma scusi Gianpetruzzi, lei parla di saper risparmiare, ma sì, come si fa a risparmiare con 1.000-1.200 euro, con un affitto di 400-500 euro? Cioè risparmi ancora prima di prendere i soldi, perché tanto non ti basteranno di sicuro. Ecco, cioè, anche la parola risparmio è diventata una parola importante che non coincide più, non collima con quello che tu riesci ad avere lavorando, oppure la pensione bassa di questi poveri anziani dopo aver lavorato una vita e non sicuro con i mezzi che abbiamo adesso si vedono 500-600 euro di pensione, ecco, anche con patologie da curare. Abbiamo sentito cosa costa anche curarsi, perché non è così semplice. Prego Gianpetruzzi, il risparmio. Ma allora certamente allora, abbiamo 2 possibilità: o ci rassegniamo e aspettiamo un intervento da parte degli enti preposti, oppure, come abbiamo visto è molto difficile, oppure arriva con tempi medio-lunghi, oppure proviamo a intervenire da noi, cioè con le nostre forze. Quindi è per quello che dobbiamo recuperare alcune abitudini di un passato, anche perché non è la prima volta che gli italiani devono far fronte a periodi di crisi. Vi ricordo il 2008, che fu una crisi più di sistema che finanziaria, oppure ricordo i primi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè sono periodi parecchio dove gli italiani più volte hanno dovuto fare necessità virtù. Oggi siamo di nuovo messi alla dura prova. Possiamo comunque, con alcuni accorgimenti, io mi occupo appunto di spesa alimentare, riuscire perlomeno a limitare i danni. Quindi questo non significa mangiare meno. Infatti in questa crisi noi non diciamo... Mangiare meno no, mi scusi Gianpetruzzi, ma mangiare male sì, perché se compro l'olio buono costa 15 euro, se compro un olio non buono non è che sia così salutare. Ma questo però è è un modo di pensare tipicamente occidentale, ovvero sia che più una cosa costa, più è buona, più fa bene. Non è proprio così. Ci sono delle possibilità per cui magari dei prodotti magari meno pubblicizzati, meno conosciuti, quindi hanno meno ricarichi dovuti ai costi pubblicitari, possono comunque essere buoni, possono darci una buona alimentazione. Possiamo ad esempio magari recuperare ricette che non usavamo più, magari di prodotti che costano meno, e quindi riuscire a difendere i nostri risparmi. Allora, so che il professor Ugo Moretti ci deve lasciare, ecco, l'ho trattenuto anche più del necessario, mi scusi professore, ma era talmente interessante, sono discorsi veramente importanti, e quando ho la fortuna di avervi cerco un po' di spingere un po' di più. Mi scusi professore, buona giornata e grazie. Grazie a voi per l'invito, è stato molto interessante. Grazie, buona giornata. Buongiorno. Grazie professore, buona giornata anche a lei. Allora, continuiamo. Allora, ecco, sì, si spende meno, però si mangia male, non è sempre vero? No, diciamo che usando degli accorgimenti possiamo comunque portare in tavola dei piatti buoni che costano magari meno di quelli che compravamo prima. E quindi per questo, per difendere quello che è il nostro risparmio, perché ovviamente gli stipendi sono rimasti gli stessi, ma se l'inflazione continua a galoppare come abbiamo visto in alcuni servizi, abbiamo il caro bollette, il caro carburante, si profila un caro scuola perché l'aumento dei libri, abbiamo sentito i farmaci che costano molto di più rispetto a prima. Lei capisce bene che da qualche parte dobbiamo pure intervenire, e la spesa alimentare è certamente uno dei pochi, forse l'unico, diciamo, area dove possiamo veramente andare a incidere con la nostra attività quotidiana. Allora andiamo a vedere proprio il servizio, inflazione a Vicenza, e poi lo commentiamo. Non si ferma la tendenza al rialzo dei prezzi al consumo anche a Vicenza, uno 0,8% in più tra dicembre e gennaio, ma che diventa un 10,8% in più a febbraio rispetto allo stesso mese del 2022. I prodotti con gli aumenti di prezzi più alti sono gli alimentari e le bevande analcoliche, più 13%, la ristorazione con il 12% e naturalmente addirittura il 33% per casa, elettricità, acqua e combustibili. Gli alimentari sono aumentati moltissimo. Credo che le famiglie ne risentano molto e non c'è via di uscita. Beh, gli alimentari, ma adesso osservavo proprio delle vetrine qua di calzature, ragazzi. Le scarpe. Le scarpe, sì.
tutti assolutamente, sia per l'igiene personale sia gli alimentari, tutti. Quindi come si fa a difendersi? Come si fa? Ognuno cerca di arrangiarsi come può, magari andare nei discount. Io ho un negozio, perciò me ne rendo conto che può essere difficile venire anche da me, perciò sono preoccupata, sì. I prodotti che si accorge che sono cresciuti di più? Purtroppo sono cresciuti proprio quelli che ci servono, il mangiare, il pane, la frutta, e perciò diventa proibitivo per tante famiglie. Tra i prodotti alimentari cresce di più l'olio, addirittura una media del 30% in più rispetto a un anno fa, e poi spiccano gli aumenti dei prodotti per la pulizia della casa. Le riflessioni sono amare, anche se non manca la speranza. Qua a Vicenza noi siamo di grandi lavoratori, perciò abbiamo sempre questa voglia di continuare, proseguire e produrre, però effettivamente ci stiamo impoverendo. Ecco, avete sentito, le persone hanno idee molto chiare, ma veramente ecco, loro dovrebbero diventare politici, dico io. Ecco, il famoso Conti di Asserva, che sa farlo molto bene, queste donne che veramente con un stipendio proprio piccolissimo a volte riescono a gestirlo. Io ho il Banco Solidale, so quanta fatica fanno, ma sono veramente brave, sarebbero da premiare veramente come facciamo noi. Anche a noi arriva pochissima roba, giustamente, dei rate alimentari, purtroppo sempre meno, e perciò grazie a questa grande famiglia che ho riesco a gestire questa situazione. Ecco, come commenta queste interviste che ha sentito Gian Petruzzi? Ma allora diciamo che queste interviste sono tutte sulla stessa lunghezza d'onda, ovvero sia tutte quante parlano di questo allarme del caro prezzi e dell'inflazione. Mi è piaciuto molto però l'intervista finale, l'intervento finale di questa signora che dà una parvenza di ottimismo, cioè una voce ottimista del fatto che siamo un paese di produttori, di lavoratori, perciò prima o poi vedremo quella che è insomma la luce in fondo al tunnel. Le partite a livello nazionale sono molto interessanti, c'è il PNRR che sarà una sfida importante, però come diceva giustamente lei è importante che la politica faccia le cose per bene e si concentri sui temi importanti e eviti certe beghe, tra virgolette, liti. Non tanto, ma si parlava prima anche del discorso degli affidi dei bambini, eccetera. Il mio parere personale è che siamo in uno stato di diritto e perciò che le leggi vadano applicate, e questo è il mio modesto parere. Poi, diciamo, sull'Emilia Romagna invece mi sento di dire che un conto sono le misure che devono essere prese in breve, medio e lungo periodo. Secondo me non è giusto che un'emergenza, che lo dice il nome, è un'emergenza, ancora oggi non abbia la figura del commissario. A mio modesto parere, parlo da cittadino naturalmente, auspico che venga individuata una persona che conosca il territorio, okay, e che porti quegli interventi necessari per quelle popolazioni che hanno subito danni alle proprie abitazioni, alle proprie cose, ai propri familiari e alle attività produttive. Quindi secondo me la partita sull'Emilia Romagna deve essere chiusa nel più breve tempo possibile. Dicevo, la politica a tutti i livelli, quindi locale e anche nazionale, deve fare il proprio dovere e cominciare a pensare al lungo periodo. Diciamo, si parla tanto di sostenibilità, ma che deve essere accessibile a tutti, si parla tanto di problemi energetici. Ci sono nazioni in Europa, penso ad esempio l'Inghilterra, che stanno costruendo sotto la Manica una conduttura per approvvigionare di energia elettrica attraverso il Belgio, in prospettiva nel 2035, se non erro, di togliere le macchine a combustibile, quindi puntare sulla macchina elettrica. Però ci pensano oggi che siamo nel 2023, cioè bisogna avere sempre un'ottica di lungo periodo, ed è questo che forse manca al nostro paese. Abbiamo Livio da Padova. Ciao Livio. Ciao Mirella, un saluto anche al tuo ospite. Grazie. Che non so chi sia perché sono arrivato tardi. Adesso te lo spieghiamo, Livio. È un youtuber trevigiano per consigli come risparmiare. Ah, ho capito, va bene. Dunque, io trovo una cosa che sarebbe giusta, però purtroppo sei irrealizzabile, perché sappiamo che
che purtroppo non si trovano i fondi o non si vogliono trovare. Io direi che sarebbe giusto che le famiglie, non solo quelli che sono a basso reddito, poi andrebbero molto più supportati nelle spese mediche, perché le spese mediche sono le più indispensabili, diciamo, no? Gli esami, le medicine, eccetera, per la sopravvivenza, sono farmaci per la sopravvivenza. Troverei anche che entro un certo limite, diciamo non più di 20.000 euro, una famiglia o un anziano che ha delle spese da sopportare grosse, l'affitto che ha, avesse per esempio un aiuto da parte dello Stato o della Regione, almeno del 50%, che la Regione o lo Stato gli venissero incontro, perché le spese mediche sono continue per esami, per nuovi medicinali, eccetera, e non sono deducibili. Sì, su qualcuna è deducibile dal 7,30, ma la maggior parte bisogna pagarle di tasca propria, come si fa in Germania. Io ho sentito per esempio anni fa che dicevano che le spese dentistiche, certi apparecchi dentistici costano decine di migliaia di euro, certi impianti, e lo Stato sovvenziona, penso, i meno abbienti con il 50%, cioè il 50% viene dato dallo Stato a chi è meno abbiente. Ecco, siccome continuano continuamente ad aumentare queste spese mediche per tutti i tipi di esami, e per i redditi medio-bassi non c'è nessun aumento, e purtroppo le prospettive sono sempre più amare, diciamo. Grazie, vi saluto. Grazie a te Livio. Prego Gianpetrucci, come commenta questa riflessione del nostro Livio? Più riflessioni. Sì, diciamo che ha toccato anche in questo caso più temi. Sarebbe stato bello magari un intervento del professor Moretti. Diciamo, io posso commentare da cittadino, ovvero sia che in effetti è vero che le spese mediche sono un fardello, una spesa enorme per tutti noi, e che in effetti ci vorrebbe un intervento da parte del sistema sanitario. Diciamo che la sensazione che si ha è che vengano sempre tolte sempre più risorse all'aspetto sanitario e si vada sempre più verso un mondo privatistico, non dico statunitense, ma quasi. Diciamo che per certi aspetti ci stiamo avvicinando, per altri magari ci stiamo un po' allontanando. Diciamo che non è una situazione facile. Diciamo che da cittadino ho questa sensazione, ovvero sia che si vada sempre più verso la privatizzazione del mondo sanitario. Non c'è dubbio su questo. Allora, visto che abbiamo sentito e abbiamo parlato di inflazione, andiamo a Venezia, cosa si dice sulla stagione estiva. Sentiamo e vediamo. Andiamo a Venezia. Dovrebbe partire il servizio. Intanto commentiamo, però non... Ecco, mi sembra che sia pronto. Eccolo qua. Turismo a gonfie vele nel litorale iesolano, almeno secondo un pronostico del presidente di Confcommercio Angelo Faloppa. Le presenze per l'anno in corso potranno superare il periodo pre-pandemia del 2019. Diciamo che le previsioni e tutti i benchmark ci danno la tendenza in salita, e probabilmente, se tutto va bene, supereremo la soglia del 2019, che è stato un anno famoso da incorniciare. Probabilmente il 23 supererà il 19. Aspettative molto alte che rincuorano albergatori ed esercenti che solo a gennaio e febbraio erano molto preoccupati per la mancanza di personale. Ora la situazione è completamente superata. Effettivamente era difficile trovare forza lavoro. In questi ultimi periodi la cosa si è assestata, è migliorata la situazione. Effettivamente ogni anno ci sono decine e decine di alberghi che, proprio per la difficoltà a reperire personale, si stanno trasformando da pensione completa a mezza pensione a camera e colazione, e quindi con meno necessità di cuochi e di camerieri. E questi hanno trovato lavoro soprattutto nel mondo della ristorazione e del terziario.
riuscendo quindi a sopperire un po' a quella che era la difficoltà iniziale. L'Associazione Commercianti di Jesolo punta molto sull'aiuto di nuove forze lavoro, risorse indispensabili per lo svolgimento di molte mansioni. Ragazzi comunitari ed extracomunitari che magari l'hanno già fatto in passato, che già sono venuti gli anni scorsi da noi e con tanta buona volontà e con voglia di fare stanno imparando questo mestiere che pur essendo limitato nel tempo, perché sono i 5-6 mesi di stagione, però può essere gratificante anche per lo stipendio che effettivamente si prende. Allora Gianpetruzzi, che ci sia un'Italia a due velocità c'è sempre stato e sempre ci sarà, il povero e il ricco. Ecco, perché fare le vacanze è diventata una questione di ricchi, perché con i prezzi che ci sono in giro, abbiamo sentito, non è che sia così semplice. Non è vero che i ragazzi non hanno voglia di fare niente, ne è la dimostrazione, perché all'improvviso si trova. Allora mi devono spiegare come mai prima non si trovava e adesso si trova, chi hanno trovato, chi sono queste persone che sono state impiegate, perché vorremmo anche conoscere, perché è facile dire sono tutti a casa con reddito di cittadinanza, non hanno voglia di fare niente, poi sentiamo no ma abbiamo trovato, adesso siamo a posto. Non tornano i conti. Lei come commenta questo servizio? Beh, intanto è molto positivo il fatto che l'industria del turismo, che è un'industria certamente importante per il nostro paese, stia marciando a pieno ritmo, almeno per quanto riguarda il litorale adriatico, quindi bene. Per quanto riguarda invece le polemiche sui lavoratori stagionali, anch'io ho assistito, ho letto, eccetera. Ma io sul discorso reddito di cittadinanza ci ho sempre creduto in poco, almeno per quanto riguarda il Veneto, incideva poco sulla mancanza di reperibilità di risorse. Diciamo che a mio avviso molto ha influito il Covid. Dovete tenere presente che dovete immaginare una macchina che va a 100 all'ora fino al 2019, a un certo punto si blocca di colpo, ferma, immobile, non c'era una persona per strada. È ovvio che dopo la ripartenza non è più così semplice, alcuni meccanismi non sono più oliati, sia per quanto riguarda gli operatori turistici, sia per quanto riguarda i lavoratori. Quindi dopo un periodo di assestamento ecco che rispuntano i lavoratori. Gianfranco da Cessalto, ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno al suo gradito ospite. Buongiorno, grazie. Sì, mi rivolgo a lei che è un esperto sul risparmio, no? Sì. Ce la decantano sempre che l'inflazione è l'8-10%. Sì. Però non ci fanno la lista dei supermercati dove dobbiamo andare a spendere noi, dove abbiamo trovato solo l'8-10% di aumento. Guarda, io sono un pensionato e ho tempo e guardo e sono accurato nei prezzi. Nell'ultimo anno i prezzi non è vero che hanno aumentato dell'8-10%, sono il 30, 35, 40, 45 conformi i prodotti, ha capito? Poi vedrà, adesso Mirella si prenda nota questa cosa che poi io ottobre-novembre la chiamerò. Quando sarà la fine dell'estate avremo detto che noi consumatori abbiamo consumato tanto. E io sono un osservatore, se lei va in qualsiasi città balneare, ha capito, vedi i tedeschi quando via o austriaci che impeniscono i bagagli di pasta, riso, olio, perché io ho parlato con loro lì, costa un po' di più, ha capito? E loro fanno le scorte qua. E poi noi alla fine ci verrà fuori la statistica che abbiamo mangiato a dismisura, abbiamo mangiato e bevuto a dismisura, e invece non è proprio così. Quello è il suo parere, buongiorno e grazie, buon lavoro. Grazie Gianfranco, anche perché ricordiamo che in questi paesi gli stipendi non sono di sicuro i nostri, aumenterà anche di più, costerà anche di più, però hanno dei stipendi che sono 3 volte i nostri. Prego Gianpetruzzi, poi la salutiamo. Sì, allora Gianfranco ha toccato un tema importantissimo, perché ha avuto perfettamente ragione, anche qua mi fa piacere, perché molte volte le sensazioni sono sbagliate, però molte volte sono giuste, nel senso che parliamo, è vero, di un'inflazione all'8%, però quello lì è un tasso nominale dell'inflazione dovuta al paniere dei beni Istat. Infatti l'ultimo, mi sembra che 16 giugno 2023 c'è stata l'ultima rilevazione Istat, parlava appunto dell'8%. In realtà il tasso di inflazione reale, quindi non calcolato sul paniere di beni Istat, però quello reale, cioè che effettivamente c'è sui banchi della frutta, sui supermercati, è più alto. Adesso non so se sia nell'ordine del 30-35%. Sicuramente
posso dirlo, è più alto dell'8%, quindi assolutamente vero. Non ci potrà essere un elenco di supermercati dove andare, sta a noi cittadini cercare di orientarsi dove andiamo. Io dico sempre, dovete monitorare le spese che fate mese per mese, cioè il fatto stesso che voi controlliate vi porta a un risparmio. È questo che cerco di promuovere nei miei video, dove reparto per reparto do delle indicazioni. E quindi è questa l'unica chiave di volta, quindi siamo noi stessi che dobbiamo aiutarci, nessuno verrà ad aiutare noi, quindi è su questo che vi dovete orientare. Diciamo che, concludo anch'io dicendo che siamo in una situazione non facile, e diciamo che poi tra l'altro l'Italia è anche un po' il paese dei paradossi, nel senso che abbiamo il costo del lavoro più alto d'Europa e nello stesso tempo gli stipendi più bassi d'Europa, il famoso cuneo fiscale dove il governo sta cercando di mettere mano adesso, però è veramente una forbice molto ampia e che ci sta penalizzando. Grazie a Mario Gianpetruzzi, youtuber trevigiano, per consigli su come risparmiare. Grazie a lei pubblicità. E ai telespettatori. E vi presento subito un altro gradito ospite, che è il dottor Francesco Chiavacci Lago, vicepresidente Associazione Amici di Giorgio Lago, ma andiamo a vedere i fiori di schiba, che è una cosa molto importante, anche perché parleremo di ambiente, di natura, quello che vogliono soprattutto i ragazzi. Andiamo a vedere. Niente, non parte. Stamattina ci sono dei problemi. Allora, i fiori di schiba 4. Video col dottor Francesco Chiavacci Lago per ricordare questa associazione Amici di Giorgio Lago, questo uomo, ma soprattutto questi uomini che hanno fatto grande anche il nostro territorio, soprattutto per il rispetto e col rispetto per l'ambiente. Prego, dottor Lago. Grazie intanto dell'invito. Qui con i fiori di schiba si parla del centro Don Paolo Chiavacci, perché io sono qui sempre in doppia veste, no? Certo. Come associazione Amici di Giorgio Lago, che era mio padre, e come associazione Don Paolo Chiavacci, che era mio prozio. Questi sono i bellissimi fiori di schiba, che è un prato unico nel suo genere nel Monte Grappa, che è curato dai botanici dell'associazione, che tra l'altro so che sono stati qui in trasmissione, sì, Anastasia Sebellin e Sergio Ballestrin, che sono bravissimi. E questo prato, seguito da botanici di tutto il Veneto, è ormai un unicum, e è un prato a cui il centro, che è della diocesi di Treviso, tiene tantissimo. Adesso proprio, tra l'altro, approfitto dell'occasione per annunciare che sabato 1° luglio
ogni primo sabato del mese di luglio di ogni anno facciamo un concerto che viene fatto al centro Don Paolo Chiavacci o proprio sul prato di Schiba, oppure giù. In questo caso lo facciamo giù e sarà ospite un'orchestra prestigiosa che è l'Orchestra di Padova e del Veneto. Come mai si decide, non da adesso, ma è un bel periodo, di suonare, di mettere questa musica che è arte, storia, cultura con l'ambiente, ecco, che si sposa benissimo e poi i suoni sono meravigliosi. Prego. Sì, si sposa benissimo. Beh, lì c'è una grande tradizione di musica che arriva dalla grande passione per la musica di Don Paolo Chiavacci. Che poi ho ereditato anch'io anche da mio padre. E lì ci sono degli appassionati di musica, tra cui Leo Sartor, che fa parte del direttivo dell'associazione assieme a me, e ogni anno organizziamo dei concerti molto diversi. L'anno scorso c'era un gruppo che faceva gospel, che comunque ha un indirizzo sempre religioso. Quest'anno invece abbiamo deciso di non usare amplificazione elettrica e di lasciare i suoni totalmente al naturale, quindi con un'orchestra importante che suona Mozart e altri pezzi. Allora, i giovani e l'arte, la musica, la natura, l'ambiente, perché sono gli unici a scendere in piazza per l'ambiente, sono gli unici a dire noi vogliamo un ambiente pulito, che amano la natura, tanto è vero che sono quelli che fanno la raccolta differenziata, sono i bambini, sono i ragazzi, si vedono molti adulti, ci sono anche, ma sono soprattutto i bambini, che se forse li coinvolgiamo di più e li ascoltiamo di più, forse sanno darci anche un là, come c'è nella musica, do re mi fa sol la si do, di come si dovrebbe agire con loro. Loro vogliono essere intrigati, vogliono conoscere, però non conoscono gli alberi. Io sto facendo i centri estivi al Parco dello Storga con la storia del fumetto e stanno disegnando gli alberi e ogni albero, ogni disegno avrà un nome dell'albero, perché non li conoscono. Perché si fa così poco, secondo lei, dottor Lago? Ma insomma, io credo che la sensibilità ambientale rispetto a anni fa, anche a quando io ero a scuola, sicuramente è aumentata. Loro hanno meno contatto con la natura di quello che c'era anni fa, quello sicuramente, perché insomma io ricordo anche quando io ero alle elementari, ricordo di ragazzi, bambini che erano a scuola con me, che avevano ancora i genitori, che magari avevano la fattoria, erano ancora contadini. Adesso questa cosa è quasi scomparsa. Però devo dire che le scuole, e non solo le scuole, insomma stanno cercando di fare di tutto, e su al centro Don Paolo Chiavacci è proprio quello che facciamo, cioè portare gli alunni in mezzo alla natura e spiegargliela, perché non basta portarli in mezzo alla natura, va anche spiegata la cosa. E devo dire che la sensibilità ambientale nei ragazzi, secondo me, è molto aumentata negli ultimi decenni. È vero questo, però è anche vero che abbiamo molti esempi negativi. Ad esempio prima con lei si parlava di consumo del suolo nel nostro territorio, mentre in altri territori non è così, però c'è un silenzio assordante, si parla sempre di terza corsia, quarta corsia, ecco, si rilancia invece di arretrare, di tornare indietro. Invece bisognerebbe fare dei passi indietro, così dicono i ricercatori, gli scienziati. Attenzione, cosa dice? Ecco, perché non sentire, ecco, questa necessità di darsi una calmata? Sì, sicuramente in Veneto questo è un argomento secondo me cruciale. La legge del consumo di suolo a volte crea anche come una specie di cortocircuito, perché so di aziende che vorrebbero espandersi e quindi sono aziende sane, che fanno profitto, che portano lavoro e che magari per colpa, tra virgolette, della legge sul consumo di suolo non riescono a trovare magari gli spazi adatti. E quindi da una parte stringe, però da un'altra parte basta girare un po' in macchina per vedere continuamente capannoni nuovi, case nuove e soprattutto lottizzazioni e urbanizzazioni fatte senza senso, cioè in mezzo alle case, eccetera. Adesso è un po' tardi per recuperare il disastro che è stato fatto, però bisogna comunque cercare di limitare la cosa. Devo dire che in Veneto, ne parlavamo prima, già basta andare in Friuli, che non è una regione sicuramente arretrata, già per vedere un panorama diverso. Ecco, eppure l'Emilia-Romagna dovrebbe insegnare qualcosa
però purtroppo anche la guerra in Ucraina non è che ci ha insegnato molto, si ritorna a fare gli stessi sbagli, a colpire soprattutto la povera gente, è il popolo che si colpisce. Ecco, perché la storia non insegna, secondo lei, dottor Lago, lei che ha avuto un padre che invece faceva di esempio, ecco, la storia, la memoria, i valori, il rispetto, l'etica, prego. Insomma, se cominciamo a parlare di guerra, lì l'argomento è molto complesso. Purtroppo, se uno studia la storia dell'uomo è una storia di guerra, non è una storia di pace. Mio papà diceva, sì, è vero, abbiamo un sacco di problemi, all'epoca c'erano le guerre in Afghanistan e in Iraq, però è già un miracolo che da 60 anni, 70 anni in Europa non ci sia una guerra, perché a parte la guerra che c'è stata in Jugoslavia, che poi è stata circoscritta, insomma, altro non c'era stato. E questo è già un miracolo, perché se si legge la storia europea è una guerra continua, e anche in Italia. Purtroppo questa cosa dell'Ucraina adesso ci coinvolge da vicino, speriamo finisca presto, anche se temo non sarà così, perché comunque ha radici molto lontane, non è una cosa che è esplosa così improvvisamente. Vede, dottor Lago, è vero quello che dice lei, però ci sono vari tipi di guerra. Noi stiamo combattendo una guerra psicologica che riguarda soprattutto i diversamente giovani, che riguarda i ragazzi, che riguarda la sanità pubblica, che riguarda la scuola. Ci sono tante cose in questo paese che veramente ha messo il popolo in difficoltà, in forte difficoltà. Prima si parlava appunto di vacanze, tutto esaurito, ma la forbice ha tagliato proprio per metà. Ci sono i poveri e ci sono i ricchi, ci saranno sempre, non c'è però questo povero è messo veramente alle corde ormai, e invece dovremmo avere più rispetto per queste persone che, se siamo, io dico sempre tutte le mattine, penso che se siamo così bravi, giovani e belli è perché queste persone hanno lavorato duramente e le abbiamo ricambiate con 500-600 euro di pensione, non riescono neanche più a curarsi. Io ho un banco solidale, perciò ne so qualcosa, anche mercoledì ero là in fila per questa spesa miracolosa che aspettano perché non ce la fanno, ma non ce la fanno più neppure con 2 stipendi, perché veramente abbiamo sentito prima l'intervista alle persone, la vita è diventata carissima. Ecco, forse questi fiori di schiba che abbiamo visto, questo ambiente tranquillo, forse ci fa tornare alle origini, che forse tutti quanti, ma compresi i ricchi però, dovrebbero fare dei passi indietro e aiutare queste persone in difficoltà. Sono famiglie intere, anche con dei bambini. Andiamo a vedere i fiori di schiba 3.
bellissimo questo ambiente, guardate che fiori, la natura, se la lasciamo in pace, ne parlavo prima col dottor Lago, forse chissà che meraviglia riuscirebbe a fare da sola senza che nessuno intervenga, veramente. L'abbiamo vista con lockdown, i fiumi che si sono puliti da soli, i canali, sì. Venezia, non so, sembrava incredibile. E ci ha raggiunto anche Diotti Salvi Perin, presidente Associazione Imprenditori Piave 2000, perché ci sta raccontando, e ci ha già raccontato delle cose importanti, ma questa mattina cosa ci hai portato, Diotti Salvi? Ma adesso, buongiorno intanto a tutti. Iniziativa importante che facciamo a Campodoro sabato e domenica, quindi rappresentiamo il clou delle macchine antiche dal 1800 in avanti in agricoltura. Ecco, questa è un po' per dire una collezione che abbiamo noi di motori, oppure come questa in miniatura che potete vedere, questa locomobile. Lì abbiamo in esposizione, se venite sabato e domenica a Campodoro, abbiamo di queste macchine gigantesche che pesano fino a oltre 250 quintali, per dire, ecco, una volta l'aratura si faceva con queste macchine che trainavano fino a 40 vomeri, ecco, per dire cosa riuscivano a fare, e bruciavano paglia o legna secca, e quindi anche come inquinamento pochissimo, insomma, voglio dire, ecco, queste macchine gigantesche a vapore. Ecco, questa è un po' la cosa importante. Con Campodoro ho portato avanti con le varie iniziative, con la fiera millenaria della vita agricola di Godega, il gemellaggio con Campodoro. Ecco, Godega fa le macchine, vende le macchine nuove, sono delle fiere importanti come Santa Lucia, e Campodoro invece è da 37 anni che fa una festa amici della Trebbiatura, che porta il clou delle macchine d'epoca, trattori che arrivano dall'Italia, da tutto il mondo. Figurati che adesso c'è questa festa di questi 4 giorni, però non si trovano alberghi, per dirti, quindi gli alberghi sono tutti pieni con questa cosa da Vicenza, perché Campodoro è appunto a metà strada tra appunto Padova e Vicenza, e non c'è posto, per dire. Non c'è niente da fare, noi abbiamo tutto, non sappiamo vendere questo meraviglioso paese, i nostri prodotti, ecco, i nostri geni, la genialità che abbiamo nel DNA, perché quella non la può prendere nessuno, per fortuna non ce la possono fregare, ce l'abbiamo noi nel DNA, però abbiamo azzerato gli artigiani, perché così è successo. Ecco, queste menti lungimiranti, l'operaio che è la spina dorsale, ho voluto farvi a questo, un operaio, pensate cosa sono riusciti a fare nel nostro meraviglioso paese, con questa popolazione di un ingegno unico. Abbiamo Luciano da Verona. Ciao Luciano. Ciao Mirella, buona giornata a te e ai tuoi ospiti. È tutta la mattina che seguo questa meravigliosa trasmissione. Allora partiamo dai primi punti di vista, che in Italia, se abbiamo pagato le bollette più care, eccetera, eccetera, grazie a certi politici che non hanno voluto le centrali nucleari, i termovalorizzatori, che io ho lavorato in Svizzera, hanno 5 centrali nucleari, e i termovalorizzatori che ho lavorato su un Caramo lì 50 anni fa. Un dettaglio a parte. Poi la seconda cosa che avete parlato, diciamo, dei gay, non gay, coppie donne, coppie uomini, io dico una cosa che te l'ho detto, sono grande fedele a Dio, a Gesù e a Madonna, sono credente con tanta fede, però sentire queste cose, di lasciare un bambino a 2 mamme o 2 papà, siamo contro natura, contro Dio, perché Dio creò Adamo ed Eva, e che si vergognano. Io la penso così. Dio non creò Adamo più Adamo o Eva più Eva. Dopo che non vengono a dire perché uno è separato, però sai che separato io posso andare da mio padre, che mio padre da me. Questo a parte, ognuno ha le sue idee, io non lo tollero. Secondariamente, ultima cosa, ciò che ha detto il Signore, che mi sfugge il nome, le pesti più feroci che c'è nella terra siamo noi uomini, perché è vero ciò che ha detto, da quando è mondo, da Caino e Abele c'è sempre stata la guerra, e le guerre finché ci sono le pesti di noi uomini sarà sempre guerra. Arrivederci, c'è un tesoro, una donna meravigliosa. Adesso ti dico io cosa ti dice questa donna. Sai cosa mi ha detto un ragazzo, Luciano? Mi ha detto: Mirella, questo utero in affitto, ma la Madonna con che ha avuto Gesù bambino?
Cioè c'è qualcosa che non mi torna nei conti. Tu cosa risponderesti a questo ragazzo? Come è nato Gesù bambino, da chi e come l'ha avuto la Madonna? Se tu hai la risposta io ti faccio parlare con questo ragazzo che vorrebbe capire qualcosa di più. Detto questo torniamo invece al dottor Lago per capire, ecco, l'ambiente che parlava di Otisalvi Perin, le tradizioni, soprattutto queste tradizioni importanti che fanno capire che una volta con poco facevano tanto, con uno sforzo enorme, perché veramente basta vedere i fisici dei nostri anziani come sono ridotti, se non si sono curati, ma soprattutto la voglia di andare avanti, di riuscire a farcela. Questo, ecco, questo che abbiamo noi, che è vero anche oltretutto. Prego, dottor Lago. Insomma, è una cosa di cui mio padre ha scritto tantissimo. Questa transizione velocissima, credo unica nella storia, soprattutto in Veneto, tra una cultura contadina e una cultura poi industriale, moderna, è avvenuta veramente in 40 anni. Per cui questa cosa ha comportato uno sconvolgimento totale e lui infatti diceva: noi dobbiamo avere dei valori, ma non possiamo aggrapparci ai valori della cultura contadina, perché non puoi dire a un ragazzo adesso di 16 anni di riportare a un mondo che non esiste più, purtroppo. Esatto. Bisogna che troviamo dei nuovi valori. Questa è la sfida del domani, perché lui diceva: senza valori non si va da nessuna parte, perché i nostri vecchi i valori ce li avevano, e come? Venivano da periodi difficili, adesso siamo un po' persi. Bisogna che troviamo dei valori di unità che poi ci accomunino e che ci portino in una modernità, perché se si pensa a cosa succedeva, qui il signore, voglio dire, fa un'attività, ma ragionavo su queste macchine che sono incredibili, sembra che parliamo di preistoria, invece magari si parlava di cose che magari usavano i nostri zii o i nostri nonni o forse anche i nostri padri, insomma. Dio ti salvi, come commenti? Prego. Ma sono onorato qui di essere vicino appunto al dottor Lago. Al dottor Lago, e quindi che ho avuto conoscenza con suo padre, quindi al Gazzettino Venezia. Qua, se vedete proprio sulla lista di tutto il materiale che io ho raccolto in 50 anni, diciamo, ci sono anche le linotype che veniva stampato il Gazzettino una volta, sì. Quindi le linotype, quindi una volta i giornalisti si sporcavano con l'inchiostro per scrivere, certo. Quindi le matrici, praticamente tutta una cosa importante, e bisogna battere e fare le piastre, eccetera. Quindi ho tantissimo materiale che vedete scritto qua in questo piccolo cartellino, che vedrete esposto chi verrà a Campodoro sabato o domenica, oppure anche a Santa Lucia. Facciamo una presentazione anche a Santa Lucia che c'è sulla fiera. Praticamente il sindaco mi ha onorato appunto per portare queste macchine d'epoca. Ne ho portata un'altra che è la più gigantesca d'Europa, è una macchina che pesa oltre 250 quintali, quindi che usavano in America per fare appunto la fienaggione, appunto il mais, oppure il frumento, insomma, quindi delle macchine gigantesche che trainavano fino a 40 vomeri, ecco, per dire, andavano in piano, come era organizzata l'agricoltura in America e soprattutto in Argentina, nelle zone della Pampa argentina dove c'è il Papa. Quindi portiamo anche un trattore proprio della zona del Papa, che è venuto anche Lucio a riprenderla la settimana scorsa in funzione. Quindi sono tutte macchine che funzionano, non è che sono, quindi macchine che hanno più di 100 anni, e che, perfettamente funzionanti. Facciamo il controllo, eccetera, tutto quanto. Quindi qui adesso abbiamo invitato, quindi a Campodoro, anche il Presidente della Regione Veneto, dottor Luca Zaia. Speriamo che venga a suonare il fischietto, perché sono proprio come dei treni. Beh, ma se c'è visibilità non c'è problema, ci mancherebbe, vuoi che non arrivi, basta ci sia la visibilità, è un periodo molto importante. Bene. Senti, Dio ti salvi, però tu che sei un illuminato, nel senso che produci i generatori, perché sei un industriale, fai questo, perciò il futuro, sei molto proiettato nel futuro, però nel
ricordo della memoria e della storia. Quanto è importante è ricordare, avere memoria di questa storia infinita che hanno questi attrezzi, queste macchine. Forse i ragazzi non sanno neppure cosa sono, anche nelle scuole. Ecco, questa memoria, come diceva il dottor Lago, una memoria più moderna, ma sempre memoria, storia, valori. Prego. Esatto, ma è anche difficile portarla avanti, perché io ho tanti amici come il Museo di Boccafossa, portare avanti cose, e le istituzioni praticamente buttano sugli ortichi un po' tutto il materiale. Questo è il grave della situazione. Quindi abbiamo tantissime collezioni di privati che purtroppo non vengono, come danno esempio sul discorso delle macchine fotografiche, dell'archivio che è importante qui a Treviso, quindi i politici una volta eletti non li vedi più. Questo è il dramma, quindi anch'io ho difficoltà stessa che abbiamo da costruire un stabilimento nuovo su Segana con un museo eccetera. Abbiamo difficoltà a portare avanti. Quando si parla di museo, io sono anche presidente del Museo del Piave, quindi della Grande Guerra, e quindi da oltre 25 anni, adesso sono presidente onorario, c'è Paolo Colognese che porta avanti, appunto figlio di Colognese, questa tradizione, ma è molto difficile perché intanto non hai finanziamenti, non hai aiuti e quindi ti devi arrangiare, e non è che col biglietto che prendi alla visita puoi cosare. Quindi noi faremo un museo importante che praticamente si mantiene. Noi abbiamo anche attività agricole, quindi venderemo prodotti nostri, dalla pasta al vino, e lavoriamo tutto in biodinamico, e questa è una cosa che bisogna cercare di giostrare e fare molta attenzione, e quindi il nostro impegno è questo, insomma. Io sono proiettato a rivoluzionare un po' il discorso nell'attività mia, che sono nato a costruire gruppi elettrogeni, perché serve energia per andare avanti, questo è il discorso. Quindi se prendiamo per esempio la nave che ha inabissato nel mare, Schettino, no? Vi ricordate, no? Esatto, ecco, l'abbiamo tirata fuori grazie ai nostri gruppi elettrogeni, quindi migliaia di kilo che abbiamo fornito, siamo riusciti a tirarla fuori e pulire quella zona del mare. Quindi abbiamo tantissime attività, quindi fiorenti, quindi dobbiamo sviluppare secondo che ti serve la cosa, devi mettere in piedi. E cosa ne pensi di questi uomini che hanno sfidato veramente gli oceani per andare a vedere questo sommergibile che non si trova più, ma secondo te era proprio così sicuro come pensavano loro, oppure c'è sempre questa sfida che l'uomo fa con se stesso per dire io sono il migliore, io sono il più forte, tanto la possibilità, ho tanti soldi che posso fare anche questo. Tu cosa dici? Ma lì sì, è una sfida veramente ignobile, perché andare in un posto dove c'è venuta una tragedia così grande, cosa vuoi vedere? Già se ti arriva delle immagini devono essere sufficienti, insomma, quindi andare a sfidare, a rischiare la vita, e si sa che si rischia, insomma. Anch'io nella mia collezione, proprio mi ha portato giorni fa, mi hanno donato, ho una tuta di Polombaro con una pompa del tempo della zona della prima guerra mondiale, e abbiamo trovato anche proprio a Ponte Aprile un grande personaggio che andava a minare con una specie di sommergibile le navi nella seconda guerra mondiale, quindi ti porterò anche questa roba qua, ho tutta l'attrezzatura, le bombole, niente, no? Ecco, quindi... Luigi da Padova, vai Luigi perché dobbiamo correre, vai! Benissimo, buongiorno. Buongiorno. È interessante quello che state dicendo. Volevo solo soffermarmi sul fatto della Madonna. Noi quando abbiamo qualche problema preghiamo, ci sono milioni di persone, centinaia di milioni di persone che pregano la Madonna. Non penso che chi ha fatto l'inseminazione, l'eterologa, preghi il donatore, non mi sembra. Per cui scomodare la Madonna per queste cose penso che sia fuori luogo. Ma sai, i ragazzi giovani si fanno tante domande ed è giusto ascoltarli, dopo ognuno fa la propria riflessione. Prego Luigi. Se gli dà una canna ai ragazzi giovani, poi vedono anche la Madonna, vedono il Signore, vedono tutto con la canna. Invece noi abbiamo bisogno di ragazzi giovani che ragionano con la testa e non con i piedi. Buona giornata. Grazie Luigi, però sai, bisogna ascoltarli tutti, perché sennò veramente non si riesce a far trovare loro, anche come hai detto giù, tu la via giusta. Ecco, ognuno poi ha la propria via ce ne sono tante, ognuno è libero per fortuna di scegliere cosa intraprendere. Dottor Lago, ecco, i giovani, il mondo dei giovani, il mondo, come si parlava prima, della natura,
letteratura, dell'arte, della cultura, della storia. Io quando ho giovani in trasmissione ho tutti giovani molto preparati, ma veramente sono degli esempi, e soprattutto con la tecnologia sono bravissimi. Ecco, perché invece si infierisce sempre e i giovani non capiscono niente, non ci fidiamo, e invece dobbiamo iniziare a fidarci, come diceva il professor Ugo Moretti che ho avuto ospite, fidatevi, certo. Diceva, dobbiamo fidarci dei giovani. Prego, dottor Lago. Beh, intanto non abbiamo alternative. Cioè, o ci fidiamo dei giovani e cerchiamo di migliorare la loro preparazione, oppure siamo finiti anche noi, perché voglio dire, i giovani sono l'unica speranza nostra. Io devo dire che come premio Giorgio Lago, che adesso è diventato premio Giorgio Lago Juniores da 3 anni, ne abbiamo parlato più volte, che cerchiamo appunto questi nuovi talenti del giornalismo, noi siamo molto soddisfatti perché abbiamo visto che il livello di scrittura è molto alto e quest'anno siamo particolarmente soddisfatti perché abbiamo fatto la premiazione. Vediamo anche le immagini, eccole qua che abbiamo. Prego, dottor Lago. Sì, queste sono le immagini della premiazione proprio di quest'anno, a maggio, al Teatro Comunale di Treviso, dove resteremo sicuramente anche l'anno prossimo, in collaborazione con l'Università di Padova e la Regione Veneto e tutta una serie di istituzioni. Noi consegniamo delle borse di studio che servono ai ragazzi delle quinte superiori, dopo la maturità gli serviranno per iscriversi all'università. E devo dire che sono veramente molto bravi. Tra l'altro, dicevo, siamo molto soddisfatti perché quest'anno le vincitrici del 2022, che erano 3 ragazze, tutte e 3 hanno cominciato a scrivere. 2 sono proprio sotto contratto col Corriere del Veneto e una si è iscritta pochi giorni fa all'albo dei giornalisti pubblicisti, per cui insomma vediamo che i nostri piccoli giornalisti cominciano a crescere e di questo mio papà sarebbe molto soddisfatto perché lui nei giovani credeva molto e spesso ricordava che durante i suoi 12 anni di direzione del Gazzettino aveva assunto 80 giovani. Avete capito? Perché ci credeva, certo. Aveva fiducia, il futuro è dei giovani, inutile che ce la giriamo. Certo. Ed è giusto anche ascoltarli, come diceva prima Luigi, non sempre azzeccano con le domande, ma per loro sono domande importanti perché c'è un mondo in stato confusionale, i messaggi che arrivano non sono così chiari e così proprio a binario unico, ci sono tante cose che arrivano ai loro orecchi e loro si pongono delle domande anche lecite a mio avviso. Dio ti salvi, quello che vorrei parlare anche con te e anzi vediamo se riusciamo anche ad andare a vedere, tu hai preso posizione, andiamo a vedere questa invaso Ciano, andiamo proprio a vedere cosa è successo a Nervesa. Che non siano razzisti, perché quando succede che arriva 5.000 metri cubi al secondo, ragazzi miei, dobbiamo essere solidali con tutta la comunità del Piave. Parole come pietre, quelle di Dio ti salvi Perin a nome dell'Associazione Imprenditori Piave 2000, perché lui non ci sta ad aspettare più le opere che reputa essenziali per la sicurezza non solo delle popolazioni rivierasche, ma per gran parte della Marca e dell'intero San Donatese. Secondo lei c'è troppo ambientalismo su questo Piave? Beh, sicuramente sì, perché per esempio a Crocetta cosa c'è? Non c'è niente, perché c'è la Rosalina del Piave, questi ambientalisti fanno ridere. E rincara la dose, mostrando al sindaco Marianella Tormena i muri costruiti a Nervesa dalla Serenissima, ben prima di quelli progettati dalla Regione per l'invaso di Ciano. Giudizi sferzanti da chi sin dagli anni '80 si batte perché l'intero alveo del fiume sia libero dalle alberature, al punto, verso la metà degli anni '90, da rischiare la denuncia per aver iniziato a tagliare gli alberi appena sopra la centrale di Nervesa. La forestale è arrivata qui mitra e i cani quella volta qui, era un giorno di festa per tirare via delle piante secche. Il punto fisso rimane l'alluvione del 66 con le immagini della devastazione nei nostri territori. È solo il bianco e nero a fare la differenza rispetto alle immagini di questi giorni dalla Romagna, segno che, sottolinea Perin, con i cambiamenti climatici quello che è passato potrebbe tornare. 40 anni sono passati, ma la convinzione soprattutto di chi ha l'attività vicino al Piave rimane. Oltre alla pulizia del fiume, per gestire le piene vanno fatti i bacini di laminazione e i collegamenti con le cave vicine, come ad esempio Bidasio. Dobbiamo pensare che l'acqua, quando viene giù, basta contenere l'acqua per alcuni giorni, dopodiché
quei serbatoi di eliminazione si apre e ritorna tutto come prima. Dottor Lago, come commenta queste parole di Otisalvi Perin, questo amore, ma per mettere anche il territorio in sicurezza, perché abbiamo bisogno anche di questo, anche con nuove tecnologie. Prego, dottor Lago. Certo, è sempre difficile coniugare le grandi opere poi con l'ambientalismo, eccetera. Insomma, io sono iscritto al WWF da quando avevo 15 anni, però secondo me gli ambientalisti molte volte sbagliano, perché essere troppo convinti delle proprie idee senza mai ascoltare poi l'altra parte, questo è sempre sbagliato, anche perché ci sono delle questioni tecniche che vanno affrontate. Parlavamo prima della Serenissima, la Repubblica Serenissima, che per 1000 anni è stata sempre un esempio di buon governo, ha completamente cambiato tutta la struttura idrica di tutta la nostra regione e oltre, interrando, spostando fiumi, facendone di tutti i colori, e forse è proprio questo il nostro problema, che abbiamo smesso di intervenire come facevano i veneziani. Otisalvi Perin, come commenti, prego. Ecco, per salvarci, quello che hanno lavorato i nostri avi, per bonificare tutta la zona del Basso Piave, diciamo in linea di massima da San Donà al mare, però dobbiamo prendere tutta la zona a partire fino da Rovigo e andare fino a Monfalcone. Tutti quei canali scavati appunto dall'uomo che dopo vanno a finire nell'idrovore, nei cosi di pompaggio. Ecco, vedete, io ho recuperato questo motore qua gigantesco che pesa circa 500 quintali, e lo vedete lì che l'ho in stabilimento lì, e questo serviva per tirare fuori l'acqua appunto di bonifica, perché se l'acqua rimane nel fiume, ok, sbocca il mare, però se prima rompono gli argini e l'acqua va fuori, tu resti sotto mesi di acqua, tutte le nostre case, tutti i nostri... L'Emilia Romagna è una dimostrazione, ecco, questa no? qua è la situazione, e queste pompe qui devono lavorare mesi e mesi per tirarti fuori l'acqua, per salvarti, quindi questo hanno fatto i nostri avi, insomma, ecco, per le tecnologie. Dopo certamente che è tutto da valutare, ma oggi dobbiamo affidarci alle università di Padova, di idraulica, c'è poco da fare, non può un stupido a dirti no, quello va un albero di più, un albero di meno. Lì sono leggi ferree, e in idraulica sei un ingegnere o non sei ingegnere, quindi o chiudiamo le università di idraulica, ragazzi, non c'è altro da fare, non si scappa. I metri cubi, se io devo far passare un fiume tot metri cubi di acqua in un tempo stabilito, devi fare un canale che passi quell'acqua lì, c'è poco da fare, o fai i serbatoi di laminazione che si parlava, allora ok, fate i serbatoi di laminazione, ma questi che parlavi tu diciamo è una bazecola, è poca roba, perché tu devi fare una roba regolare, quello che aveva progettato l'ingegnere Armelin, quella diga di Fazeli Piave, che secondo me anche era troppo esagerata, perché volevano fare gli alberghi sul sci nautico, gli alberghi sul Montello, eccetera. Quindi tu devi fare questa cosa, devi fare dei serbatoi di laminazione, una volta passata l'acqua via, ma devi fare una capacità tale che aveva progettato l'ingegnere Armelin, che doveva contenere per tot minuti tot cosi di metri cubi di acqua, e dopo una volta che è passato il maltempo eccetera, apri e resta tutto libero, oppure recuperi l'acqua nelle cave per dopo utilizzarla per irrigazione. Quindi da portare avanti non si è fatto niente oggi, signori miei, non si è fatta neppure la manutenzione degli argini che sono invasi da piante. Appunto, noi abbiamo tanti consorzi, tutti fanno, ma alla fine non farà poco qualcuno. Allora, dottor Francesco Chiavacci Lago, come ci saluta? Ormai pochissimo tempo. Ma insomma, il nostro appuntamento a breve è il 1° luglio, sabato, c'è questo bellissimo concerto al centro Don Paolo Chiavacci a Crespano del Grappa dell'Orchestra di Padova e del Veneto alle 18:30, per cui invito tutti lì, e poi insomma da ottobre partiremo con la nuova edizione del Premio Lago dedicata alla mafia. Tema molto toccante, visto che ne abbiamo 3, forse fra poco anche 4. Di Otisalvi, come ci saluti, veloce? Allora, niente, vi invito a Campodoro o a San Lucia o al Museo del Piave, ecco, per vedere capire un po' la nostra storia, perché la nostra storia, a parte quello che io sto portando avanti, girando il mondo, andando a Vienna, andando a Budapest, eccetera, per esempio la storia su Marco d'Aviano, quindi questa è una storia fantastica, la battaglia di Vienna, quindi 1683, quindi parte tutto dalla religione, tu stai parlando di religione, e lì vorrei approfondirti un po' di più di questa roba, insomma, perché abbiamo lavorato tantissimo, ho fatto
portato dei libri su sta roba, quindi traduzione dall'Austria, ha portato a casa dei libri e tanta roba, insomma. Renzo Martinelli sulla diga del Maiont mi ha fatto una specie di miracolo, perché io ho donato il libro e sono venuti fuori per la serata 4 giorni di sole. Ecco, sono tante cose che bisogna portarle avanti, bisogna far conoscere. Portarle avanti, e lo farà di sicuro. Dio ti salvi. Perin, Presidente Associazione Imprenditori del Piave 2000, grazie di essere qui con noi. Grazie anche al dottor Francesco Chiavazzi Lago, Vicepresidente Associazione Amici di Giorgio Lago. Grazie a voi, La Posta di Mirella. Ciao. A posto.